Mi chiamo Vitale Cristiano. Dove è nato e quando? Sono nato a Roma il 23 novembre del 1973. Sono un sottufficiale della Guardia di Finanza. E che titolo di studio ha? E il titolo di studio è diploma Diploma di scuola superiore? Sì. Non ho Senti. terminato gli studi universitari, quindi diploma. Va bene, quindi diploma di scuola superiore. È titolare di beni patrimoniali? Sì. Sì. È mai stato condannato? No. No? Ha qualche procedimento pendente oltre a questo? No. Lei da quanto tempo è nella Guardia di Finanza? Io mi sono arruolato nel 1993 nella Marina Militare e poi sono passato in servizio nella Guardia di Finanza. Quando? Il 12 ottobre del 94. E ci dice cosa fa? Ha fatto un corso, poi dove è stato? Allora, sono stato vincitore di concorso in graduatoria per il ruolo sottufficiali e ho fatto i reparti di istruzione, quindi il primo anno presso la sede di Cuneo e il secondo anno presso la sede della scuola ispettori di L'Aquila. E poi la prima destinazione qual è stata? La prima destinazione è stata il nucleo di polizia tributaria di Bologna. Di Bologna. E quindi nel 96 va a Bologna? Sì. Fino a quando? Fino al 2001. 2001. Il 2001 dove è andato? Vengo trasferito d'autorità al secondo reparto, al comando generale. È normale un trasferimento del genere? Come l'ho avuto? Come è riuscito a rientrare a Roma dopo 5 anni? A me mi è arrivato un provvedimento, quindi... Cioè lei ha fatto una domanda e è stato... No, trasferimento d'autorità, è stato deciso dalla gerarchia. Va bene. Viale 21 aprile quindi? La sede sì, il secondo reparto in quel momento era la Viale 21 aprile. 51. Esattamente, quindi dal 2001 sta a Roma. Esattamente cosa ha fatto? Cioè in che reparti ha lavorato? Allora, al comando generale del secondo reparto sono stato in forza fino al 2013, secondo reparto di relazioni internazionali. 2013. 13. E poi? Dopo questo periodo al comando generale sono stato trasferito d'autorità al primo gruppo Roma. Cioè dove? Comando provinciale di Roma, primo gruppo Roma. Dove è ubicato fisicamente? In via Nomentana, 592. E di cosa si è occupato? Al primo gruppo Roma? Sì. Al primo gruppo Roma sono stato incaricato come militare di una squadra operativa volante che si occupava di attività di polizia giudiziaria di iniziativa. Di iniziativa? Sì. E il comandante era lei? No. Quando sono arrivato io c'erano diversi colleghi sopra la mia posizione. Ma aveva un ruolo di responsabilità, comunque un ruolo operativo? Sì, ci occupavamo di attività di polizia giudiziaria di iniziativa. Di iniziativa, quindi che tipologia di reato? Le tipologie di reato erano praticamente tutte, qualsiasi tipo di attività. Non c'era un settore, poteva capitare qualsiasi settore di servizio. È capitato qualsiasi settore. Sì, ma vorrei capire, cioè lei come lavorava? Si alzava la mattina e decideva quello che doveva fare? Tipo oggi bancarotte, domani rapine? O si occupava per esempio di stupefacenti, capito? Allora, io quando sono arrivato ho trovato una struttura che era già formata, c'erano già delle attività avviate e le attività che c'erano quando io sono arrivato erano di contrasto agli stupefacenti e c'era anche un servizio sulla contraffazione e poi ho avuto anche, ho cercato anch'io di portare delle attività all'interno della squadra. Delle attività che riguardano queste tipologie di reato? Di ciò che potevo, di tutto ciò che potevo attingere, qualsiasi attività, cioè non c'era un settore specifico né era precluso l'attività verso qualsiasi altro settore. Per esempio ci dice che tipo di attività ha portato lei? Non ho capito, scusi. Se ci fa un esempio, che tipo di attività ha portato lei? Allora, delle attività che io, cooperazione personale, ho portato direttamente all'interno della squadra è stato un servizio fatto in contrasto agli stupefacenti e l'utilizzo fraudolento di mezzi di pagamento e contraffazione. Erano un po' questi poi i generi. Quindi, comunque, materiali esplosivi nel periodo del... Ho capito, insomma quelli che lavorano di iniziativa, droga, armi. Sì. È corretto? Sì. Dal 2013? Sì.
Fino al... No, scusi dottore, dal 2014. Dal perché 2014. perché per un periodo sono stato con la gerarchia. Benissimo. Fino al... E il periodo è stato 2013-2014 e ero distaccato dal secondo reparto all'ispettorato perché lavoravo col comandante in seconda della Guardia di Finanza. Ero nel suo staff. Pur rimanendo in carico al secondo reparto ho assunto, diciamo, questo incarico di fiducia. Sì, maresciallo, io le ho chiesto questo ruolo in questo ufficio che era sulla Nomentana, no? Sì. Questo ruolo in questa struttura operativa in cui vi occupavate di varie tipologie di reato, fra cui gli stupefacenti. Lei fino a quando l'ha fatto? L'ho fatta fino a maggio del 2018. No. Allora, io in questa articolazione, diciamo, c'è stata un'evoluzione della mia posizione in questa articolazione. Quando sono arrivato in questa articolazione ero un militare addetto e in un breve periodo sono stati, diciamo, i miei superiori mi hanno poi assegnato l'incarico di responsabilità, di comando di questa squadra operativa. Poi per un problema connesso al mio avanzamento al grado superiore, il mio sottordine è, diciamo, ha avuto, diciamo, uno scavalco di carriera, quindi, diciamo, il mio sottordine è diventato il mio comandante. Quindi per quel periodo io sono ritornato ad essere un militare addetto di questa squadra. Dopodiché, siccome io avevo annunciato che avrei presentato un ricorso, perché secondo me c'erano delle cose che non erano, diciamo, non ritornavano corrette, ho fatto questo ricorso, questa istanza in autotutela, la commissione permanente si è riunita e hanno rivalutato i miei titoli e quindi ho recuperato quel livello, diciamo, di carriera, per cui mi sono ritrovato a ritornare sopra al mio sottordine che mi era tornato sopra. In quel momento i miei superiori hanno deciso di spostarmi e di darmi il comando di un'altra articolazione. Della stessa struttura? Dello stesso nucleo operativo. E in questa nuova articolazione io mi occupavo di penale tributario, di reati fallimentari. Questo da quando? Questo dal 2018 e poi finché non è arrivato all'informazione di garanzia. Quindi dal 2014 al 2018 ha fatto quel ruolo operativo di cui ha parlato poco fa, poi passa al penale tributario. Sì, penale tributario, però in questa articolazione aveva assegnato il carico, diciamo, l'obiettivo operativo dell'approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette, quindi era, diciamo, un'articolazione che faceva anche questo tipo di attività. Il taglio che io ho dato a questa articolazione era sicuramente un'impronta operativa, cioè un po' aggressiva, perché venivo comunque dalla polizia giudiziaria d'iniziativa, quindi anche nelle deleghe che ricevevo cercavo di portarci dell'iniziativa. Senta maresciallo, ma in questi anni di attività operativa lei ha avuto modo di eseguire arresti? Assolutamente sì. Sequestri di stupefacenti? Io sono stato per 5 anni in un'unità specializzata antidroga perché ho fatto servizio al gruppo operativo antidroga di Bologna, quindi facevo acquisti simulati, consegne controllate internazionali. Bene. Sono anche qualificato per queste. Ha avuto rapporti con la Procura della Repubblica? Quale? Di Roma? Certo. Sì, di Roma, sì. Cioè lei era uno che frequentava Piazzale Clodio anche per ragioni di ufficio? Io ho sempre frequentato Piazzale Clodio solo per ragioni d'ufficio. Solo per ragioni d'ufficio, bene. Senta, maresciallo, andiamo un po'... Io curavo direttamente i rapporti con l'autorità giudiziaria nel momento in cui ricevevo una delega piuttosto che ci fosse un'attività. Con quanti pubblici ministeri ha avuto a che fare? Tanti. Senta, maresciallo... Tanti perché, dottore, quando c'è il rapporto diretto si velocizzano anche, quando c'è poi un'attività ci si propone, diciamo, con gli omologhi, quindi con il corrispondente della polizia giudiziaria che lavora con l'autorità giudiziaria, e diventa tutto più snello anche il lavoro. Perché... Quindi aveva un rapporto quotidiano con la Procura della Repubblica, godeva di fiducia, si può dire? Assolutamente sì. Bene. Senta maresciallo, ci dice degli imputati di questo processo chi conosce, perché li conosce, da quando li conosce, come li conosce?
Allora, l'indirizzo che, Presidente, ho fatto del mio domicilio, della mia residenza attuale, è l'indirizzo che principalmente la mia vita mi ha accompagnato, perché io da quando sono nato, i miei genitori vivevano e vivono in via Poggio Tuliano, e quindi io sono sempre stato presente in quel territorio. C'è stato il periodo naturalmente del mio arruolamento, quindi quando io sono andato fuori, e quando poi sono tornato a Roma, per un periodo avevo acquistato un appartamento di proprietà in zona Villa Cordiani, perché era comunque un luogo vicino al comando generale, quindi per me era molto più comodo. Sono poi ritornato diciamo, nei pressi dei miei genitori, perché poi mi è nato il primo figlio, ho avuto un problema di salute con il secondo figlio, e quindi per me era necessario, visto che avevo la fortuna di poter avere i miei genitori che si sono resi disponibili, quindi ho fatto il possibile per ritornare, e sono tornato, e ad oggi vivo tuttora, diciamo, in quella strada, in quel vicolo. Via Poggio Tuliano è un vicolo che è speculare rispetto alla via Tuscolana, è speculare al vicolo di Portafurba. Quindi scusi, per capirci, così la facciamo più breve, è corretto dire che via Tuscolana, vicolo di Portafurva e via Poggio Tuliano sono tre strade parallele, la Tuscolana è quella che sta in mezzo? Non proprio, perché sia via Poggio Tuliano che vicolo Tuscolano sono delle strade che hanno una forma ad L. Io tra le carte che ho portato anche una rappresentazione. Sì, no, le conosciamo, le mappe sono state già prodotte varie volte. Mi scusi, faceva riferimento a vicolo Tuscolano, intendeva vicolo di Portafurba? No, mi sono sbagliato, ha ragione. Vicolo Tuscolano è la traversa di via Tuscolana che porta a via Poggio Tuliano. Vabbè, allora, tra vicolo di Portafurba e via Poggio Tuliano c'è la Tuscolana? Certo. Questo volevo sapere. Insomma, abita lì vicino. Ha sempre abitato lì? Sì. È nato lì, in quella casa? Sì, ho frequentato le scuole lì, ho fatto le scuole elementari. Okay. Quindi, insomma, mi immagino che lei voglia dire che li conosce da sempre. Io conosco tutti gli abitanti di quella zona da sempre. Ecco, ovviamente tutti gli altri che non sono imputati di questo processo non ci interessa. Ci dice chi conosce di questo processo da molti anni, da sempre non lo so, insomma, da quando era bambino, adolescente, non lo so. Allora, i ragazzi della mia età, che sono stati, diciamo, che sono i miei coetanei, li conosco. Consiglio Casamonica è imputato in questo processo, lo conosco. Luciano Casamonica lo conosco, Giuseppe Casamonica lo conosco, i fratelli di Giuseppe li conosco. Consideri che in via Poggio Tuliano, dove io abito, al tempo che eravamo bambini non c'era nient'altro, c'era un campo di calcio che era il campo che serviva all'oratorio, e quindi noi ci riversavamo a giocare lì in questo campo, ma insieme a loro con tutti gli altri ragazzi, diciamo, della nostra età. Scusi, maresciallo, mi segua nelle domande. Quindi conosce Consiglio da quanti anni? Da quando giocavamo da bambini. Si può dire che era un suo amico? Guardi, sicuramente c'è amicizia, è un'amicizia di infanzia, quindi un'amicizia nata nell'infanzia. Ma poi proseguita o no? Beh, io sono rimasto in quel quartiere, i miei figli sono andati a scuola in quel quartiere, quindi... Maresciallo, abbia pazienza, si concentri sulle domande, non può fare un monologo su ogni domanda. Su Consiglio Casamonica nel 2016 era un suo amico, sì o no? C'era un rapporto di conoscenza, sì. Va bene, io le contesto che nel corso degli interrogatori, a pagina 12 dell'integrale, domanda, fono registrato, allora Casamonica Consiglio è un suo amico? E risponde sì. Sì. Contestazione, vabbè, andiamo avanti. Quindi Consiglio è un suo amico. Luciano lo conosceva? Sì. Romina, la sorella? Sì. Lauretta? Sì. Di Giuseppe ha detto che lo conosceva, sì. Gli altri fratelli li conosceva? Massimiliano, perché ha avuto anche un trascorso, diciamo, come allenatore. Io anche ho fatto allenatore di calcio di una squadra di ragazzi, quindi poi lui, diciamo, Massimiliano aveva un ruolo, diciamo, raro quando si giocava, perché lui faceva il portiere,
e quindi il portiere era, diciamo, era un ruolo ricercato, quindi sì. Quindi Massimiliano lo conosce, Sì. lo conosce. Pasquale? Guardi, Guardi, io voglio solo sapere se li conosceva, poi quando voglio ma approfondire io abito un lì, rapporto, di vista conosco quasi tutti, sì. io gli ho chiesto di Pasquale, non di quasi tutti. Io Pasquale non riesco a associarlo, non è sicuramente un ragazzo della mia, diciamo, della mia classe. Della quindi... sua età, va bene. Domenico? Domenico chi? Domenico Casamonica, il fratello di Giuseppe. Credo di sì. Io e Domenico Casamonica sono tantissimi anni, cioè, lo ricordo veramente ragazzo. Sì, comunque sì, l'ho conosciuto. Sa anche per quale motivo non lo vede da tantissimi anni? Che immagino che non lo veda dal 2008, sa per quale motivo? Guardi, io seguendo il processo ho appreso anche, diciamo, le disavventure, però, motivi specifici io non li conosco perché non li ho chiesti, non mi sono mai interessato. Allora, le faccio la domanda diversamente. Sì. Domenico Casamonica è stato arrestato nel 2008, è stato detenuto per molti anni. Poi è stato scarcerato nel 2015, è stato arrestato diverse volte in flagranza, insomma sostanzialmente, salvo pochi periodi di libertà, è detenuto dal 2008. Lei sapeva che non lo vedeva da tanti anni per questo motivo o lo ha appreso studiando le carte di questo processo? No, io non l'ho più visto, cioè non lo vedo da tanti anni. Maresciallo, mi fa il favore di rispondere alla domanda? Gli ho chiesto, lei sapeva che non lo vedeva da tanti anni perché era in carcere o no? Ma io ho sentito che hanno avuto dei problemi di giustizia Giuseppe con i fratelli, però adesso associare esattamente un periodo anche al fatto di averli visti o meno, io le ripeto, Domenico sono tantissimi anni che... Guardi, le faccio la domanda per la terza volta, se non mi risponde ci rinuncio. Non ho capito, scusi. Le faccio la domanda per la terza volta, lei sapeva che non lo vedeva perché era in carcere? So che sono stati arrestati. Chi è stato arrestato? Giuseppe con i fratelli furono arrestati. Domenico è stato arrestato prima però, nel 2008. Ma io questo dottore non lo so. Non lo sapeva. Senta, e Giuseppe con i suoi fratelli sono stati arrestati, si ricorda quando? Allora, se dovessi ancorare il mio ricordo a ciò che sapevo al tempo, no. Leggendo le carte, ascoltando il processo, è uscito fuori tante volte. Ma scusi, abbia pazienza, lei finora ci ha descritto questo quartiere come se fosse un piccolo paese dell'Italia meridionale dove si conoscono tutti. Nel gennaio 2009 sono stati arrestati tutti praticamente, è stato arrestato Giuseppe, è stato arrestato Massimiliano, è stato arrestato Enrico, Domenico era già in carcere, è stato arrestato Pasquale, è stato arrestato Guerrino. Lei non lo sapeva? Ma io facevo servizio a Bologna, dottore, in quel periodo. Nel 2009 faceva servizio a Bologna? Io sono, no, fino al 2001 no, ero al comando generale e abitavo, 2009 abitavo a Villa Cordiani. Quindi non lo sapeva? Ma la notizia, cioè diciamo, degli arresti è stata una notizia che, diciamo, si è raccolta nel quartiere. E lei non lo sapeva? Sì, l'ho detto sì, avevano avuto dei problemi, sì, l'ho detto anche durante il mio interrogatorio. Sì, ma guardi, l'interrogatorio del tribunale non lo conosce. Certo. Risponde alle domande, quindi lo sapeva. E sapeva anche per quale motivo erano stati arrestati? Erano per reati inerenti agli stupefacenti. Per reati inerenti agli stupefacenti. Senta, poi ci torniamo su questo aspetto. Vorrei sapere, conosce anche Katia Togli, la moglie di Giuseppe? Sì. Da quanto tempo? Eravamo bambini, quindi, diciamo, la conoscenza è ancorata al territorio dove sono cresciuto. Avete fatto anche una colonia insieme con Katia Togli? Un anno ci siamo ritrovati in una colonia estiva del comune e c'era anche un fratello di Katia, Alessandro, che è poi scomparso diciamo prematuramente in un incidente in un cantiere. E sì, questo lo ricordo. Senta, Lauretta la conosce? Sì. Ha detto sì, è stata sua compagna di scuola? Sì, alle scuole elementari, era nella mia classe.
Domenico Spada lo conosce? Il pugile? Sì. Sì. È stato compagno di scuola di qualcuno dei suoi familiari? E nel mio interrogatorio dissi che era stato compagno di scuola di mia sorella. Forse ho sbagliato cioè, questa cosa non l'ho verificata, quindi non so se mia sorella avesse fatto le scuole con Domenico Spada o con Domenico Casamonica. Questo particolare sinceramente non l'ho... Però comunque sia, sono tutti ragazzi... Allora, io ho un fratello e una sorella. Noi abbiamo frequentato le scuole elementari alla scuola Cagliero, che è una scuola che raccoglie un bacino di utenza grandissimo, è una scuola molto grande. E quindi diciamo anche i compagni dei miei fratelli, cioè di mio fratello e di mia sorella, erano legati diciamo al territorio, quindi sicuramente qualcuno della loro età è stato a scuola con mia sorella e qualcuno con mio fratello. Va bene, senta, lei sa che Casamonica Giuseppe è stato detenuto per molti anni? Sì. Per reati di stupefacenti, l'ha detto prima lei. Sì. Quando è stato scarcerato, lei ha mai avuto modo di incontrarlo? Non mi sembra, no. Cioè non l'ha mai più visto? No, Giuseppe no, credo proprio di no. Perché lei nell'interrogatorio dice: poi io con Giuseppe, quando ho raggiunto la maggiore età sono partito, poi dopo un po' è stato detenuto, cioè se ci incontriamo ci salutiamo, io so chi è lui sa chi sono io, come tutti gli abitanti del vicolo. La conferma questa dichiarazione? Sì, ma questo significa... No, visto che c'è sul microfono... No, nel senso è quello che ha detto sostanzialmente, no? No, io avevo da questa profilo... dichiarazione avevo capito che aveva avuto modo di incrociarlo, non di fermarsi a parlare anche dopo la sua scarcerazione. No, quella mia affermazione significa questo, che se io lo incontro, come chiunque incontro, lo saluto, io lo riconosco e lui riconosce me, probabilmente invecchiati, ma... Invece, scusi, rispetto alla domanda che le ha fatto il pubblico ministero, se ha memoria di averlo rincontrato dopo la sua scarcerazione? Ma mi sembra di no, no. Va bene. Senta maresciallo, visto che, dico, lei insomma ha una posizione, ha diciamo, un bagaglio conoscitivo particolarmente importante per rispondere a questa domanda, visto che li conosce da sempre, ci dice di cosa vivono queste persone? Tutte le persone di cosa vivono, cosa fanno nella vita? Ma io non vivo con loro, dottore. Sì, sa cosa facevano, che lavoro facevano, come portavano il pane a casa, detto fra virgolette. Ma io questo posso dire come mio fratello vive, come mia sorella vive, come i miei vicini di Pianerottolo vivono, ma non è che io ho avuto questa frequentazione legata al territorio, legata diciamo all'aspetto scolastico, all'aspetto del gioco. Di quello che so io, Giuseppe lavorava nelle discoteche, faceva il buttafuori come lo faceva anche Luciano. Queste erano diciamo, le cose che io ho saputo. Poi? Consiglio, per un periodo ci incontrammo probabilmente a scuola, perché le occasioni, Presidente, le occasioni di incontro per me potevano essere plurigiornaliere o magari passavano delle settimane, perché se io vado a scuola o se io vado dal benzinaio, se io vado al supermercato o se io vado dal meccanico, il territorio è quello, quindi ma ci si incontra ma come tutti, cioè, sono incontri normali, non ci sono delle... Alla luce di questa sua conoscenza e di questo tipo di frequentazione può rispondere? Sì, è in grado di rispondere alla domanda? Luciano io diciamo, ecco, l'ho sempre saputo come diciamo, lavorante nella sicurezza al Palacavicchi, che è un locale che sta via Le Kennedy a Ciampino. Consiglio, sapevo che faceva delle giornate di lavoro montando degli infissi, e per un periodo, perché lo vidi una volta a scuola, lo vidi con delle borse nere sotto gli occhi molto accentuate, e gli chiesi ma che è successo, non stai bene? Dice no, ma non hai dormito? Dice no, lavoro la notte e faccio il guardiano, poi il resto... Dico, lei ha sentito però, visto che ha partecipato a tutte le udienze, ha preso anche appunti, ha sentito che
il capitano Lo Iacono ha escluso che sia mai emerso che il Consiglio fosse dedito a queste attività? Allora, quello che ha detto il capitano Lo Iacono non è una cosa che mi ha condizionato. Io questo ho visto e questo so. Cioè, però, forse c'è contestazione, perché quello l'avrebbe potuto chiedere direttamente al capitano Lo Iacono. Non ho capito, è un'opposizione? Comunque, è un'opposizione? Sta facendo opposizione? La faccia, perché io non ho capito. No, perché se deve fare opposizione la faccia, avvocato. Vabbè, non è che sia inammissibile, poi diciamo così. Io sto mettendo... Allora, Presidente, posso? No, un attimo, aspetti. C'è una questione sull'ammissibilità della domanda. Pubblico Ministero, la faccio io l'opposizione, perché questo è un dato invece che è emerso da un altro testimone diverso dal capitano Lo Iacono, che è il maggiore che abbiamo sentito... No, avvocato, sta facendo confusione. No, il maggiore che abbiamo sentito, quello che ha deposto nel processo Mafia Capitale, no, che su sì, ma scusate, al di là ha di invece ammesso Mazzoli. Ma al di là del... cioè è legittimo chiedere a lui, visto che li conosceva, se sa che attività facevano, poi sarà un insieme di... ha introdotto una circostanza che invece è emersa in maniera diversa dall'istruttoria, perché ha detto che il maggiore Lo Iacono ha escluso, mentre invece il maggiore Mazzoli, su domanda della sottoscritta, ha dato una risposta diversa. Avvocato, cioè stiamo parlando di due persone diverse. Sì, ma scusate, però... il maggiore Mazzoli ha parlato di Casamonica Luciano. Scusate, la domanda è in sé ammissibile, poi dall'insieme delle informazioni, raccogliendole... questo comunque è sempre un imputato. Ma certo, sì, che anche vabbè, ma non è che non dobbiamo fare domande. Faccia fare il lavoro ai suoi avvocati. Se ci atteniamo ai profili di inammissibilità, se no qui ci interrompiamo sempre, non ha nessun senso. Andiamo fluidamente un po' avanti. Io sono dati che introduco negli interessi dell'imputato perché abbia modo di rispondere su quello, altrimenti poi quando faccio la discussione dico il maresciallo ha detto così e il capitano lo smentisce. Per cui io le dico, glielo evidenzio, poi mi dica lei, il capitano Lo Iacono, che ha intercettato per 2 anni Casamonica Consiglio, ha escluso che sia mai emersa una circostanza del genere. Ha capito? Ho capito. Quindi lei insiste nel dire che faceva il guardiano e montava gli infissi. Guardi, io... magari può circoscrivere il momento in cui... Scusi, se no ci accavalliamo, no? Alla luce di questa circostanza le sta facendo un'obiezione per darle modo di precisare meglio. È in grado di precisare meglio, per esempio, l'epoca in cui lei colloca questo ricordo di un'attività di consiglio? Rispetto a consiglio lei mi chiede, perché il dottor Musolò mi chiedeva di Luciano. Lei mi ha detto faceva questa attività, no? Ecco, lei così quando ci vedevamo a scuola, quando la frequentavate? Allora, guardi, i miei figli hanno frequentato quella scuola, un riferimento temporale lei mi chiede. I miei figli hanno frequentato quella scuola fino al 2014-2015, quindi deve essere avvenuto entro quel periodo. Per quanto riguarda Luciano, seguendo il processo, sono convinto che, posso poi ricercarlo, sono convinto che sia stato dichiarato da un test del pubblico ministero che testualmente per noi Luciano era Palacavicchi, forse quando si parlava di Giuseppe. Però io, scusate, adesso non vorrei, penso che le domande siano finalizzate a sapere quello che sa lei. Io vorrei che lei desse delle informazioni per quello che è la sua conoscenza. Non vorrei che lei appaia di sapere più di quello che poi sapeva all'epoca. Lei all'epoca cosa sapeva? Perché questo penso sia il riferimento temporale. Poi nel processo possono essere emerse diverse cose, ma ci saranno poi difensori a evidenziarle, no? Cioè la sua conoscenza, perché noi vorremmo capire lei, le sue conoscenze, il suo rapporto, se no sembra che lei conosca molto di più di quello che magari conosceva. Io vorrei capire lei che cosa sapeva. Lei dice faceva questa attività, perché gliel'ha detto lui, in che circostanze, in che epoca, di che stiamo parlando? Ecco, credo che poi, non voglio ingerirmi nell'esame delle parti, però insomma penso che sia utile circoscrivere, perché sennò gliel'avremmo poi chiesto magari successivamente. Sì. Infatti, maresciallo, io le chiedo quello che sa lei, quindi deve cercare di calarsi nella veste in cui si trova adesso, cioè quello che sa lei di queste persone, non quello che risulta dagli atti. No, ma questa cosa mi è chiara e l'ho anche introdotta prima, quindi
diciamo, l'aver partecipato, l'aver studiato al processo non mi ha condizionato, non mi condiziona in ciò che io devo riferire in base ai miei ricordi. Quindi per me Luciano è ancorato a questa immagine di lavorante come sicurezza al Palacavicchi. Da quando a quando, le posso dire, da quello che posso sapere io, fino probabilmente agli arresti. Quindi di questo ne sono certo. Quella di consiglio, l'esperienza lavorativa la posso ancorare a un periodo, diciamo, più circoscrivibile, perché è avvenuto, diciamo, nell'arco temporale in cui i miei figli frequentavano la stessa scuola dei figli. Questo. Sì, ma visto che Consiglio era un suo amico, no? In generale nella vita che faceva? Dove lavorava? Capito? Dottore, io uscivo la mattina alle 8 e tornavo la sera. Io non vivevo col Consiglio Casamonica. Aspetti un attimo. Io pure esco la mattina alle 8 e torno la sera, però se ho un amico so che lavoro fa, capito? Non è una risposta, diciamo, conferente alla domanda. Che lavoro faceva? Di cosa viveva? Ha capito? Sì, il suo amico Consiglio Casamonica. Allora, il mio amico, come tanti altri amici che ho del mio quartiere, se so che lavorano è perché c'è stato un momento, diciamo, di incontro, di una chiacchierata sulla questione, ma io non vado a chiedere alle persone che fai, di che cosa vivi, di che cosa... Cioè mi creda, non è che io sapevo se Consiglio avesse una busta paga, ma non lo sapevo di Consiglio, lo sapevo nemmeno degli altri miei amici. Non ho avuto mai... Scusi, le faccio la domanda diversamente allora. Lei il nome, il cognome Casamonica lo conosceva? Certo. Dico, e come era conosciuto in quel quartiere, visto che finalmente abbiamo una persona che non può rispondere senza fare riferimento ai giornali e alle televisioni? Ci dica come erano conosciute queste persone. Io queste persone le ho conosciute da quando avevo 5-6 anni. Quindi ecco, allora facciamo così, passiamo aspetti. No, maresciallo, mi deve seguire nelle domande. Allora, cominciamo a parlare da quando avevano 14 anni, da quando erano imputabili. Quello che hanno fatto prima non mi interessa. Da quando avevano 14 anni, lei di queste persone cosa sapeva? Come erano considerate nel quartiere? Ha capito? Abitava a 150 metri. Allora, per la conoscenza che ho avuto io, per la frequentazione di gioco che ho avuto io li ho conosciuti da bambino e li ho visti crescere. Quindi per me, io sono rimasto ancorato a quell'idea, diciamo, del gioco, della confidenza. Se poi, diciamo, uno piuttosto che l'altro avessero avuto incarichi di lavoro, rapporti di lavoro, il processo racconta di locali, io queste cose sinceramente le ho apprese nel processo, ma non le so, non le ho mai sapute. Un'altra domanda, maresciallo, perché guardi, lei non è che è nato in via Poggio Tugliano e poi è andato a vivere a New York, lei è rimasto lì, vive ancora lì o no? Certo. E quindi, al di là del lavoro, su cui prendiamo atto della sua risposta, io le ho chiesto nel quartiere come erano considerati il cognome Casamonica, il fatto che lei avesse un amico che si chiamasse Casamonica, le poneva un problema quale sottufficiale della Guardia di Finanza, o se si fosse chiamato Bianchi sarebbe stata la stessa cosa? Ma, la distanza non sta nel cognome che porta una persona, la distanza sta nel comportamento che uno assume. Io non le ho chiesto la distanza, io le ho chiesto a lei, maresciallo Vitale, e apprezzato maresciallo della Guardia di Finanza, stimato dai suoi superiori e dalla Procura della Repubblica, il fatto di avere un amico che si chiama Casamonica, che per carità uno lo può pure avere, gli ha fatto, come dire, alzare le antenne, o si fosse chiamato Bianchi, Rossi... Allora, fosse stato una persona con un cognome Casamonica che io non conoscevo da bambino, è normale che è un cognome risonante e avrei, diciamo, avuto un'osservazione diversa, ma parliamo di ragazzi con i quali veramente ci conosciamo, Presidente, da bambini. Quindi se io fossi stato una persona che non viveva in quel quartiere, che fossi stato un innesto di quel quartiere, o fossi andato a abitare, non so, alla Romanina, mi fossi trovato in una via vicino all'abitazione di Casamonica, i Casamonica sono, diciamo, degli zingari, e quindi non so come spiegare questo mio rapporto. Non c'è il cognome Casamonica,
non c'entra il cognome Casamonica per queste conoscenze, sono conoscenze di gioco, di bambino. Maresciallo, però poi il bambino è cresciuto ed è cresciuto pure lei che non è più un bambino, quindi diciamo proiettiamoci nel 2016, no? Usciamo, lei sta negli anni 70, io invece sto nel 2016, il bambino è diventato uomo, allora vorrei sapere, è diventato maresciallo della Guardia di Finanza ed ha un amico che si chiama Casamonica. Nel momento in cui Casamonica le dice un amico d'infanzia che si chiama Casamonica, va bene, d'infanzia. Non è che è un marchio, chiamarsi Casamonica, non è che è un marchio che deve allontanare le persone. Per un maresciallo della Guardia di Finanza non è il massimo. Per nessuno, che cosa dovrebbe fare? Ma si rende conto di quello che dice? Ne è talmente convinto che neanche si rende conto della gravità dell'affermazione. Poi se posso andare come se avanti. Casamonica fosse un marchio di fabbrica che hanno scritto in fronte. Mica hanno la lebbra, Ma avvocato, facciamo rispondere l'imputato, che mi sembra che stesse già rispondendo. L'imputato non è un testimone, quindi a un certo punto si accetta la sua risposta. Sì, vabbè, ma non mi pare che se gliela facciamo dare questa risposta. Ma credo che sia... Avvocato, scusi, ma lei pensa di fare l'interesse dell'imputato? Io penso che sia interesse dell'imputato chiarire al massimo la sua posizione. Facciamolo chiarire, ma proprio perché lo sta chiarendo, lasciamolo chiarire anche negli aspetti più opachi o più che possono essere più fastidiosi. Se noi gli impediamo di parlare, beh, l'ha detto lui stesso, insomma, in qualche misura io vorrei che lui chiarisse, perché sta chiarendo, vorrei proprio capire il suo punto di vista fino in fondo, anche negli aspetti. Il punto del pubblico ministero è abbastanza chiaro, l'ha detto lei stesso, no? Ha detto ero il nome altisonante, lei ha usato questa espressione. Dice se io fossi stato una persona che questo mi pare di aver capito fosse sia il suo pensiero, se non li avessi conosciuti da piccoli avrei avuto un allarme, no? In qualche modo, giusto? Mi sarei preoccupato, cioè non Presidente, un allarme, è un cognome che ha una risonanza a Roma, ma come ce l'hanno tante altre famiglie zingare, quindi romani. Sì. Come anche tante altre famiglie sinti. Per esempio? Per esempio, sempre vicino alla mia abitazione c'è un campo rom di slavi e anche loro, forse prima dei miei genitori, sono arrivati lì, perché anche... No, lei stava parlando di famiglie che hanno dei nomi. Sì. Però scusate, non diamo le risposte. Sentiamo che risposta ha. Presidente, la mia conoscenza e la mia confidenza con gli odierni imputati è legata a un periodo d'infanzia. Io sono rimasto io gli ho fatto una domanda diversa. Pubblico ministero, il suo punto è questo: io li conoscevo da piccoli, per me rimanevano gli amici di quando eravamo piccoli. Basta, questo è quello che vuole dire. Sì, ma io volevo solo sapere se nel momento in cui Casamonica Consiglio le dice che monta gli infissi, lei, un po' per curiosità, un po' come dire anche per tranquillizzarsi, visto che era un suo amico, non ha fatto domande più specifiche: dove lavori, quanto prendi, sei in nero, sei a contratto. Ma non c'è, non ne vedo, non ho visto la ragione. Però scusate, queste sono domande legittime, è inutile che fate questo brusio di fondo, perché non consente a noi di sentire bene neanche a lui. Come? No, nel senso, se c'è un'opposizione formale si fa un'opposizione formale, se no vi pregherei di non commentare le domande o le risposte, perché non è un modo corretto di procedere, soprattutto nell'interesse dello stesso vitale. Prego. Se può rispondere, io la domanda l'ho fatta. La domanda è chiara, se l'ha fatto dice che l'ha fatto, altrimenti dice che non l'ha fatto. La domanda che le ha chiesto il pubblico ministero, sa qualcosa di più su questa attività lavorativa? No, su consiglio che montasse gli infissi, lo ripeto ciò che ho riferito nell'interrogatorio, perché è quello che è nella mia memoria. Noi non lo conosciamo però. Sì, per farlo conoscere al tribunale. Sì, ecco, ma nel senso cerchi di dirlo ora, perché sennò... Però dove andasse a lavorare, io queste cose non le so, non c'era questa frequentazione da poter sapere. Insomma, non glielo ha chiesto, no? Basta rispondere che non gliel'ha chiesto, non è una cosa così... Ma quindi mi faccio capire, la sintesi di questo discorso è che per quello che era la sua percezione, Casamonica Consiglio e Casamonica Luciano vivevano del provento di attività lecite, è così? Ma è indirettamente quello che ho detto. Dica sì allora senza che ci giriamo troppo. Presidente, io sono un ufficiale di polizia, ma io sono un ufficiale di polizia giudiziaria e lo ero anche al tempo. Cioè, se avessi avuto il minimo sentore che ci fossero
delle questioni, diciamo, di rilevanza giudiziaria, ma io cioè, mica sono una persona pazza. Quindi lei non aveva forse questo ultimo periodo mi ha un po' destabilizzato, ma guardi, le posso garantire che con estrema serenità, ma io non ho mai avuto nessuna percezione, né nelle occasioni di incontro mi hanno mai dato modo di pensare che ci potesse essere qualcosa, diciamo, che doveva tenermi lontano. Vabbè. Io se incontro una persona fuori da una scuola, non ho motivo di chiedergli cerchiamo di essere, è chiaro il suo punto di vista. Come non c'è mai stata una manifestazione. Non solo non lo sapeva, ma non aveva proprio il minimo sentore, ha detto. È così? La percezione. Io ho detto non ho avuto percezione, se l'avessi avuta sarei, diciamo, avrei creato delle distanze. Benissimo. Senta, lei sa cos'è l'avviso orale? L'avviso? Orale. Come finanziere? Sì. Credo che sia una misura di prevenzione sì. Personale. Lo sa? Sì. E sa a chi vengono... Sì o no? Perché non devi dire... ha fatto il gesto, però dica... E sa a chi è destinatario di una misura di prevenzione personale? Non ho capito, sa? A chi si applicano le misure di prevenzione personali? Cioè... È una domanda su una procedura? È una domanda, maresciallo. Se lo sa. Io non mi sono mai occupato in carriera. Ma le misure di prevenzione sa cosa sono? Le misure di prevenzione patrimoniali. Personali no? Io mi sono occupato più di misure di prevenzione patrimoniali. Beh, quando fate le proposte c'è sempre la personale insieme alla patrimoniale o solo la personale? Perché sì. il presupposto è la pericolosità. Lo sa che il presupposto è la pericolosità. Però lei dice quando fate le proposte si riferisce alla Guardia di Finanza. Siamo 66.000. Io nella mia esperienza di lavoro le posso dire che di misure di misure di prevenzione personali non mi sono occupato. Scusi, è patrimoniale? A livello didattico, a livello, diciamo, accademico, so che possono colpire anche non solo i beni ma anche la persona. Ecco, ma lei si è occupato di misure di prevenzione patrimoniali? Sì. Ecco, e sempre vorrei capire cosa se non le voglio fare l'esame di procedura penale, ma solo per capire qual è la sua conoscenza. E lei non sa che per sequestrare i beni con una misura di prevenzione patrimoniale il presupposto è che ci sia una pericolosità? Certo, il profilo soggettivo. Benissimo, meno male perché mi stavo preoccupando. Quindi l'avviso orale è una misura di prevenzione personale, ha detto, e conosce bene il requisito soggettivo comunque delle misure di prevenzione. Per essere destinatario di una misura di prevenzione bisogna che si configurino due elementi, il profilo soggettivo e il profilo oggettivo. Okay. Il profilo soggettivo è sicuramente legato alla pericolosità sociale del soggetto, quello oggettivo è poi, diciamo, la cosiddetta sperequazione rispetto, diciamo, mi fermo. Benissimo, okay. Ha superato l'esame. Grazie. Detto ciò, le chiedo, lei non sapeva che il suo amico Casamonica Consiglio, di cui lei non aveva il minimo sentore, il 4 settembre 2015 gli è stato notificato un avviso orale del questore di Roma? No, dottore, assolutamente no. E non sapeva che nel 2003, quando lei quindi stava già a Roma, è stato arrestato in flagranza e condannato in via definitiva per lesioni, tentato furto, resistenza e minaccia al pubblico ufficiale? Io ho sempre saputo che fino all'arresto, diciamo, dell'operazione Gramigna Consiglio fosse incensurato. E non sapeva che il 4 aprile 2014 era stato arrestato perché aveva investito una donna in una lite per una fuitina? No, non lo sapevo. Questo è stato oggetto del processo. Maresciallo, sì, lei non deve scrivere la sentenza, lei si deve difendere. Nel 2016 lo sapeva o no? Che periodo ha detto 2016, mi scusi? Prima del processo. No, la mia conoscenza di Consiglio è che fosse una persona che non avesse, cioè, incensurato, io non ho saputo mai che è stato arrestato, che mai è stato...
Ha avuto una misura di prevenzione personale. La misura di prevenzione personale presuppone tutta una serie di, no? Di carichi pendenti. Sono d'accordo, Presidente, ma io... c'è opposizione anche perché se si ripetono le stesse domande sugli stessi fatti per farle dire poi cose che si vogliono far sentire e l'odierno imputato ha risposto, è inutile continuare, secondo me. Secondo me ha fatto una domanda su questa cosa, cioè non è sì, che... ma è la stessa rifatta con altri termini, tutto qui. Avvocato, la posizione del suo assistito è una posizione, diciamo così, particolare, quindi lei deve anche dar modo, diciamo, alla pubblica accusa e al tribunale di comprenderne le connotazioni. Non è che, diciamo, non facendolo rispondere lo facciamo chiarire. Secondo me lui deve chiarire tutti questi aspetti. No, certo, Presidente, io dico che se lui ha risposto sul fatto che non sapesse che Consiglio Casamonica fosse stato arrestato, fosse stato destinatario di una misura di prevenzione... Ma questa domanda penso implicasse le conseguenze dell'avviso orale, no? Che possono essere visibili, quindi questo penso fosse la domanda del Pubblico Ministero. Sentiamo se lui ne è a conoscenza oppure no, se non ne è a conoscenza dirà di no, cioè non è che... Presidente, io ho già risposto no, questa cosa no. No, non lo so. No, senta... E lei sapeva che visto che conosce gli atti del processo, allora faccio una domanda che trae origine dagli atti del processo. Lei sapeva che a Portafurba, nel vicolo di Portafurba, c'era una piazza di spaccio gestita da Casamonica? No. No? Non l'ha mai saputo? È corretto dire risponda. No, scusi, ha ragione. No. È corretto dire che se lo avesse saputo non si sarebbe neanche avvicinato al vicolo di Portafurba? Allora, il vicolo di Portafurba per me era un percorso per andare a lavorare la mattina e tornare la sera, e spiego al tribunale per quale motivo. Perché passando nel vicolo di Portafurba si salta il semaforo di via Tuscolana all'incrocio dell'Arco di Travertino. Ai residenti dà fastidio questa cosa, perché si crea un traffico solo di motoveicoli, perché le macchine non possono passare, perché il tratto di vicolo di Portafurba che dà su via di Portafurba è precluso il passaggio agli autoveicoli perché c'è un paletto, col motorino ci si passa. Quindi io, da quando sono arrivato a Roma fino a maggio del 2018, ho fatto quella strada almeno 2 volte al giorno, per andare a Via Nomentana e per tornare dalla caserma di Via Nomentana. Da maggio 2018 non ho più fatto quella strada perché la sede del nucleo operativo dove io prestavo servizio è stata spostata, ahimè, da Via Nomentana, che era vicino casa, a Via Aurelia Antica. Quindi uscendo di casa io non andavo più verso la Tuscolana, ma andavo verso l'Appia. Quindi io lì ci sono passato la mattina, ci sono passato tornando. Evidenze o osservazioni o movimenti strani che mi potessero far ritenere che ci potesse essere un'attività, io non ne ho. Altrimenti io avrei preso uno spunto per fare un'attività, e chi vive nel mio quartiere lo sa benissimo. Avrei fatto un'attività di iniziativa, visto che stavo in una squadra che faceva iniziativa, quindi ce l'hai sotto casa. Tanti servizi ho portato nella mia squadra da sotto casa mia, senza nessun problema. Lo avrei fatto anche nei loro confronti. Io questa percezione non ce l'ho mai avuta. Quindi non solo non lo sapeva nessuno di quelli che conosceva lei nel quartiere, è così? Io non posso sapere cosa sanno gli altri. Alessandro, se gliel'hanno detto, non faccia filosofia su ogni domanda, lo sapeva o no? L'ha saputo da qualcuno o no che là si spacciava? Chi me l'ha detto? Lei mi ha detto l'ha sentito Fazzari, l'ha sentita da Cerreoni, l'ha sentito gli altri testi, il test De Serio, il suo collega dire era un continuo via vai là. Lei che abitava là non solo non lo sapeva, non conosceva nessuno che lo sapesse. E così mi dica sì, andiamo avanti. Io ho già detto che non avevo alcuna evidenza su questo aspetto. Ma non l'ho mai sentito dire da nessuno? Ma il test che lei ha nominato è un test che ha fatto un'indagine, ha fatto degli appostamenti, ci saranno messi lì dalla mattina alla sera. Io ci passavo la mattina e la sera. Non è che vivevo lì, era un transito, Presidente. Io adesso in quel vicolo non ci passo più, mi faccio quei 20 minuti di semaforo che non si può nemmeno, diciamo, non si può svoltare a sinistra, e faccio questa strada che per me comporta un ritardo sia all'andata che al ritorno, ma non ci passo più perché so che adesso lì c'è un problema. Ma per me era un tragitto. Cioè, se quel semaforo poteva... È chiaro. Non ho capito, mi scusi. È chiaro.
Okay. Ma quindi se lo avesse saputo avrebbe fatto un'altra strada, sta dicendo questo? No, io ho detto, se lo avessi saputo, se avessi avuto queste evidenze, avrei avviato un'attività. Ecco, e avrebbe continuato a fare quella strada? Beh, come tutte le attività che ho fatto nel mio quartiere per osservazione diretta, sì. Magari sì, prego. No, glielo chiedo perché lei nell'interrogatorio, pagina 10, sì, su domanda, non sapeva che quella era una piazza di spaccio, lei risponde non mi ci sarei mai avvicinato. Se l'avessi saputo non mi ci sarei mai avvicinato. Io stavo facendo la stessa domanda. Però mi scusi, però aveva saputo che nel 2009 erano stati arrestati e poi processati e condannati per 74? No. No. Allora mi dica cosa sapeva dell'operazione del 2009? Che Giuseppe con alcuni dei suoi fratelli, io esattamente chi sia stato arrestato insieme a Giuseppe, io non lo so questo particolare qui. Non lo sa? No. Non si è mai informato? Ma l'informazione è la notizia che diciamo si diffonde, che si apprende. No, io non ho mai chiesto perché sei stato arrestato, perché vi hanno arrestato. No, però ha detto che sapeva che si trattava di un'operazione per stupefacenti. Dottore, c'è stato l'elicottero come anche il 17 luglio 2018 che sta praticamente davanti alla mia finestra, quindi non ho capito. Ogni volta che c'è un'attività, ogni volta sono talmente prossimo diciamo, al vicolo che si vede la presenza delle forze dell'ordine se diciamo, si appalesano nell'intervento. Quindi cioè, non ho capito, riempie un po' di contenuto questa risposta. Cioè, quindi lei dice se fanno un'operazione... Il contenuto è che io non ho chiesto e non ho avuto informazioni in merito ai motivi per cui Giuseppe e i suoi fratelli, non so se i fratelli, nipoti, cugini, chi altro, fossero stati detenuti o tratti in arresto per un'attività. Dico, però poi non sa che sono stati condannati anche Giuseppe no, e Enrico, non lo sapeva. Ma non è un mio interesse. Non è suo interesse. Se fosse stata una mia attività l'avrei seguita. Cioè, nelle mie attività che io ho portato diciamo, dal mio quartiere, io ho poi, cioè, dopo l'arresto, ho seguito anche la liberazione della persona che stavo in quel momento investigando, ma perché c'era un interesse, non avevo proprio interesse, ma lo sa quanti pregiudicati ci sono nel mio quartiere? No, io le sto chiedendo dei pregiudicati del suo quartiere, io le sto chiedendo, lei sapeva, lei ha detto, se ho capito bene, che quando li hanno arrestati lei se ne è accorto perché... Ma è stato un arresto eclatante. Ha detto c'era molta polizia giudiziaria, se ho capito bene. Mi sembra sì. Poi lei se ne è disinteressato. Quindi non sa che Giuseppe ha preso 10 anni. Per quale motivo mi sarei dovuto interessare? Io non le sto chiedendo, non mi deve fare la domanda lei a me, io le sto facendo una domanda. Non mi sono interessato perché non avevo alcun motivo per interessarmi. Benissimo. Senta, e prima del 2009, questa operazione del gennaio 2009, non aveva mai avuto sentore, notizia, percezione di perquisizioni, arresti eseguiti a Portafurba nei confronti dei Casamonica sempre per stupefacenti? Dottore, Portafurba lei intende vicolo di Portafurba, perché Portafurba poi è un'altra località. Sì, ma lo so benissimo. No, io l'ho chiesto una precisazione. Pensa che ha capito qual è la domanda, no? Ha capito qual è la domanda? No, vicolo di Portafurba. Vicolo di Portafurba. A 150 metri da casa sua. Perfetto, la vicolo di Portafurba, che non è Portafurba, impropriamente chiamata Portafurba. Portafurba è in via del Quadraro. Portafurba. Ha detto, adesso fatta questa importantissima precisazione per la sua posizione, può rispondere alla domanda? Io le ho risposto. Prima del 2009 lei non sapeva mai? Ma non avevo alcun interesse a, diciamo... Maresciallo, ma le informazioni si apprendono non necessariamente avendo interesse, soprattutto se si vive il quartiere, come lei dice sempre di aver vissuto, le informazioni si sanno. Ma il mio quartiere sono 300.000 abitanti. Lei non sapeva che il 6 ottobre 2006 erano stati tratti in arresto nella fragranza della detenzione di 900 grammi di cocaina Casamonica Concetta, la madre di Giuseppe, Casamonica Antonietta, Casamonica Liliana, Casamonica Pasquale, Casamonica Domenico e Casamonica Giovannina detta Balì? Sono intervenuti pure il nucleo cinofili. Lei ci ha detto che abitava così vicino che quando c'era un'operazione sentiva sempre tutto. No? Presidente, no. La mia risposta è no. No. Bene. Senta, io abitavo lì, ma se le cose succedevano mentre stavo a casa le potevo osservare, ma io uscivo per andare a lavorare. Benissimo, va bene, quindi non lo sapevo.
Senta, scusi, dottor Musaro, ma io sono un sottufficiale della Guardia di Finanza, no? Ma le pare che io, se so che lì ci sono dei problemi, mi avvicino al problema se non sono, diciamo, comandato di occuparmi di questo aspetto? Ma nel modo che io vivo là, ma come ci sono dei pregiudicati col cognome Casamonica, al mio stesso palazzo ci sono dei pregiudicati. C'è una persona che sta agli arresti domiciliari, c'è stata una persona che ha fatto 20 anni di detenzione per un omicidio, a fianco al mio civico c'è stato una persona che ha fatto 20 anni per omicidio. Cioè, voglio dire, il quartiere è quello. Ma io non sto dicendo che i Casamonica sono le pecore nere del quartiere, io le ho fatto un'altra domanda. Io le ho chiesto: lei non sapeva di questa operazione eseguita il 6 ottobre del 2006? Hanno arrestato 8 persone, hanno sequestrato un chilo di cocaina. Non ho assolutamente memoria di questa cosa. No, proprio glielo sto dicendo io in questo momento. Lo guardi, dottore, io lo apprendo in questo momento. Va bene. Senta, non sapeva che poi il 27 giugno del 2008 Casamonica Giovannina, detta Bailly, era stata arrestata nella fragranza della detenzione di 820 grammi di cocaina? Sono intervenuti in questa occasione addirittura i vigili del fuoco per rimuovere gli ostacoli fissi. Ma no, non lo sapeva. No. E dell'arresto di Giovannina e Rochi nel 2007 nella vicenda di Sulpizi Fabio, così ci capiamo, tanto del processo lo conosce, non sapeva niente? Nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto, va bene. Senta, ma lei il giorno dei funerali di Vittorio Casamonica dov'era? Io? Quando è stato il funerale, il giorno? Sa tutto il processo, non sa la data. Allora, io per questo posso consultare un documento perché... Cerchiamo di non fare polemiche, quindi faccio la domanda. Allora, io al funerale di Vittorio Casamonica, Presidente, non c'ero. Non c'ero. Ma io non ho detto ero in vacanza, forse ero a Creta, guardi. È a Creta, in Grecia. Probabilmente era a Creta, in vacanza. Sì. Era il 20 agosto del 2015, le ha viste mai le immagini? Le hanno viste tutte le immagini, certo. Le hanno viste tutte. Ha visto chi portava il feretro? E le immagini, diciamo, che ho visto io sono immagini legate, diciamo, all'intervento dell'elicottero, ai petali, però, diciamo, immagini particolari. L'immagine del feretro che entra in chiesa sotto la musica del Padrino è la prima immagine che esce in televisione, lei non l'ha mai vista? Guardi, allora, io se non ricordo male mi trovavo all'estero e questo evento è stato un evento mediatico incredibile. Ma non è che sono andato a vedere chi portava il feretro o meno. Il 20 agosto molti di noi erano all'estero, però poi le immagini le abbiamo viste tutte. Lei le ha viste, sì o no? No, io queste immagini di chi portava il feretro sinceramente no. No, quindi che lo portavano Luciano e Consiglio e altri due, lei non lo sapeva, glielo sto dicendo io. Tra gli altri due? E altri due? No. No, non lo sapeva? No. Cioè glielo sto dicendo io in questo momento? Ma io non ho... Cioè, la notizia è stata una notizia eclatante. Ma non riesco a rispondere. Però l'ho detto 3 volte, no, Presidente, approfondisca se c'è qualche elemento che vuole aggiungere, se no è no e no. Prego. No, non lo Scusi sapevo. Presidente, ma a parte che ha risposto 3 volte, poi c'è opposizione, non vedo la connessione di queste domande con i fatti per quel processo, onestamente. Avvocato, scusi, ma lei è il difensore di tale? No, sono difensore di Consiglio Casamonica, visto che viene menzionato un episodio che non riguarda minimamente questi fatti. Ma la domanda è molto semplice, scusate, abbiamo sentito testi su questo benedetto funerale, poi voi nella ringa direte che non significa niente, va bene, ma è stato oggetto del processo, mi sembra una domanda più che legittima. Risposta una volta sicuramente, dopo la prima risposta. Ma guardate, questo fatto di una volta o 2 volte non siete voi che decidete quante volte si fa una domanda. La domanda si fa fin tanto che il test fornisce una spiegazione definitiva ed esauriente. Punto. Io lo sto invitando più volte, infatti, a essere più sintetico, diciamo, e più immediato nelle risposte, evitando di essere troppo retorico. Prego. Senta Maresciallo, che cosa sta guardando? Mi scusi. Stavo cercando... Deve chiedere l'autorizzazione al tribunale. Non sto leggendo nulla, stavo cercando una risposta al fatto di dove mi trovassi in quel periodo. Vabbè, comunque ha detto che non c'era Maresciallo, non c'è andato, basta, per noi basta così. Sono preparato anche a questo, quindi voglio dire, se ritiene opportuno il tribunale io posso documentare dove mi trovavo. Senta Maresciallo, chi è Luigi Ticconi? Chi è Luigi? Ticconi. Allora, Luigi Ticconi era un mio compagno di classe. Di classe? Della scuola elementare. Di classe o di banco?
Di banco, come ho dichiarato già, di banco. Di banco perché io sono mancino come lo era Luigi, quindi in un banco i mancini li mettono insieme, altrimenti fanno a gomitate quando scrivono. Quindi è stato il suo compagno di banco per 5 anni? Sì, per il periodo delle scuole elementari. E dov'è adesso Luigi Ticconi? Ticconi è venuto a mancare diversi anni fa, numerosi anni fa. È morto? Sì. E come è morto? Le circostanze in cui è morto diciamo, sono legate a una condanna per omicidio di Luciano Casamonica. Cioè lo ha ammazzato Luciano Casamonica? Io questo termine forte, è morto a causa di una colluttazione avvenuta con Luciano Casamonica. A causa di una colluttazione. Dico, lei sa che Casamonica Luciano è stato condannato per omicidio preterintenzionale, parliamo di quello? Sì. Quindi la persona offesa di quell'omicidio era il suo compagno di classe, sì. Corretto? Ok. Senta, e questa, lei sapeva che il responsabile, innanzitutto sapeva che era morto quando era morto? Io ho saputo di questa disgrazia perché poi, diciamo, il corpo di questo ragazzo era direttamente osservabile dalle finestre della mia camera. Dalle finestre? Della mia camera. Il corpo, cioè quando è morto, sì, lei dice? Ma voglio dire, questa è una cosa che è accaduta rispetto alla scuola, penso una quindicina d'anni dopo. Non so l'età in cui fosse deceduto Luigi, perché poi dopo la scuola io non è che, diciamo, non ho avuto un rapporto di frequentazione, però è successo che eravamo grandi. Quindi dopo la scuola con Luigi Ticconi non ha avuto rapporti di frequentazione? Guardi, no, con altri compagni di quella classe ci siamo rivisti, anche perché poi con i genitori, diventando genitori, ci si ritrova a scuola con, diciamo, i tuoi figli stanno in classe con i figli dei tuoi compagni, questo sì. Luigi Ticconi, consideri che io, mi può ricordare la data del decesso? Cioè magari riesco ancora non so se fosse prima che io mi arruolassi o meno. Quindi parliamo di che epoca, scusi? Prego, Presidente. Parliamo di che epoca? La data dell'omicidio è il 24 aprile 90. Quindi 30 anni fa. Senta, avevo 17 anni. Insomma, aveva 17 anni, andava ancora a scuola, non alle scuole elementari. Lei lo ricorda, quindi ricorda di aver visto il corpo dalla sua abitazione? Una certa distanza, sì. So qual è il luogo in cui è successa questa, diciamo, questa discussione. Poi il dettaglio di come sia avvenuto io non lo conosco. No, però... non le sto chiedendo i dettagli del fatto, le sto chiedendo, lei ricorda, ha un ricordo di quando dalla finestra della sua abitazione ha visto il corpo del suo compagno? Io ho visto a distanza, una bella distanza, ho visto il lenzuolo e lì, cioè, mi ricordo che mi sono soffermato su questo aspetto, ero un adolescente, quindi è una cosa forte. Ma è un ricordo forte, cioè, ci può dire? Sì, ha detto qualsiasi morte è un ricordo forte, qualsiasi morte è un ricordo forte. Io le sto chiedendo di questa però. Questa come tutte le altre, sono ricordi forti, certo. Quindi questa come tutte le altre. Senta, ma l'ha visto soltanto per un momento o è una scena che ha visto per tutta la sera? Quanto è rimasto a terra quel corpo? Non mi ricordo questo. Perché lei nell'interrogatorio, sì, pagina 18, ha dichiarato: è un ricordo un po' forte perché io dalla mia finestra mi sono affacciato e vedevo il corpo di questo ragazzo sul lenzuolo e l'ho visto per tutta la sera. Le ripeto, io con questo ragazzo stavamo al banco insieme. Sotto il lenzuolo. Io il corpo di Luigi non l'ho... però il fono registrato. Sì, sarà fono registrato, sarà stata una cosa che... Sì. Io ricordo il lenzuolo, non ho visto il corpo. Sì, no, ma il punto è che lei le ha chiesto per quanto tempo l'aveva visto, lei non se lo ricordava. Lei ha dichiarato per tutta la sera. Scusi, facciamone un... Chiedo scusa. E conferma quella circostanza per l'osservato tutta la sera oppure no? Lo vedevo dalla mia camera, l'ho visto per un po' di tempo, tutta la sera, non riesco a quantificarlo. Vabbè, tanto la contestazione è acquisitiva, lei è imputato. Senta, ma questo fatto, no? La induce a cambiare il suo rapporto con Casamonica Luciano o non cambia niente?
Casamonica Luciano è stato poi detenuto, quindi è stato inevitabile che io abbia avuto un risentimento per questo diciamo, accaduto, perché è una cosa comunque sia che segna, cioè non è una cosa che succede tutti i giorni. Quindi sì? Sì. E per quanto tempo si sono raffreddati i rapporti, si può dire? Allora, per il periodo della detenzione io Luciano non l'ho visto, non l'ho rivisto per tantissimi anni. Quando l'ho rivisto, diciamo, mi viene di ripetere quello che ho detto nell'interrogatorio, però lo dico al Tribunale ora, perché l'interrogatorio del Tribunale lo conosce. Ho superato questo risentimento a distanza di tanti anni, perché poi ho visto anche Luciano diventare genitore e l'ho visto, diciamo, il suo conto con la giustizia, che io sappia, lo abbia pagato. Quell'ulteriore aspetto di giudizio non spetta, secondo me, a una persona sulla terra. Ecco, tutto qui. Quindi dopo tanti anni l'ho superato, questo risentimento per questo evento. E quindi vi siete riavvicinati? Ci siamo non riavvicinati, è corretto dire ci siamo rincontrati, ci siamo sicuramente riparlati, certo. Senta, maresciallo, andiamo alla telefonata, quella insomma che è contestata anche nel capo di imputazione, che è anche corpo del reato quella telefonata, quindi il progressivo 1084 RIT 5414 del 2016. Io le faccio solo una domanda e poi vorrei sentire la sua spiegazione. Guaccisi spettò, chi lo dice? Guaccesi spettò lo dico io. Lo dice lei? Sì. È sicuro? Ne sono sicuro. E perché lo chiama ispettore? È un modo, diciamo, scherzoso, quasi, diciamo, come posso dire, allegorico. Ma siccome in tutte le telefonate diciamo, Casamonica Consiglio in modo, diciamo, scherzoso, probabilmente scherzoso, le dice Guaccisi spettò. In questa il perito attribuisce questa frase a lei, è l'unica in cui avrebbe detto... È corretto. Quindi non ci sono altre telefonate nelle quali lei... No, le altre telefonate che sono in questo processo è Consiglio che mi chiama ispettore, ispettò, che diciamo che è corretto. Va bene, quindi la trascrizione peritale è corretta? Sì. Benissimo. Allora, guardi, per quella parte sì. Per quella parte sì. Ma penso per tutta. La letta, la perizia. Io la posso recitare a memoria quella conversazione. Ecco, guardi, visto che per la sua posizione è molto importante ovviamente quella telefonata, io vorrei che lei fornisse la sua spiegazione al tribunale, poi magari le faccio qualche domanda, vorrei capire... Mi faccia lei qualche domanda, così mi mette anche in condizione di essere preciso, perché che faccio? Vado... No, dica lei cosa ricorda di quella telefonata, che spiegazione dà a quella telefonata, poi gliele faccio. Allora, su questa premessa, diciamo, su questo scambio di battute, è sicuramente un modo scherzoso, un modo, diciamo, sicuramente è diciamo, un'espressione pronunciata a parti inverse, perché sono io, ma perché c'è una motivazione. Io se incontravo il papà di Consiglio, lui mi chiamava ispettore e io scherzando dicevo commissario, era un gioco, diciamo, proverbiale, non so come... Beh, proverbiale forse no. Confidenziale. Sì, era un modo di... Era un modo così, un modo di scherzo, non allora, c'era una motivazione ancorata. Insomma, lei preferisce che le faccia delle domande, ho capito. Allora, prima domanda, da quanto tempo non lo sentiva? Telefonicamente? No, in generale. Telefonicamente lo sappiamo tutti, abbiamo sentito il capitano Lo Diacono, non lo sentiva dal 5 luglio, quindi da 2 mesi e mezzo. Da quanto tempo non lo sentiva, da quanto tempo non lo vedeva? Qual era l'ultima volta che... Ma io non sono in grado di rispondere a una domanda del genere.
ma non lo sentiva da luglio o l'aveva sentito in quei giorni? Neanche a questo è in grado di rispondere. Ma Presidente, come faccio a rispondere a una domanda? Cioè, come faccio a ancorare un ricordo? È possibile che lo ancori o che non lo ancori? Allora, risponda alla domanda. Se ci fosse stato un evento che la mia memoria avrebbe, diciamo, in qualche modo fissato, io me lo sarei ricordato anche di 30 anni fa, ma così no. No. Guardi, l'aiuto, guardi Maresciallo, la prego di credermi, sono tutte domande che io faccio nel suo interesse, quindi non si metta sulla difensiva. La domanda, Casamonica consiglio che lei non è in grado di dire da quanto sentiva, quindi forse non lo sentiva veramente da luglio, la chiama e le dice: leggo la trascrizione per l'Italia che a me va bene. Vabbè, io sto a casa, ok, ciao Gri, e sta chiudendo. Allora, questa frase che a uno come me, ma anche come lei, che è abituato a leggere le intercettazioni, no? Uno ti chiama e dice: oh, io sto a casa e sta chiudendo. Io sto a casa adesso, però, dottore. Io sto a casa adesso. Sono 4 anni che il significato... Cioè... No, Maresciallo, lei si deve attenere alle risultanze processuali. Dottore, però io mi attengo anche a... Cioè, io ho avuto un'informazione di garanzia con un capo di imputazione. Presidente, però io chiedo che venga... Senta una cosa, Maresciallo Vitale, adesso lei è qua, no, come imputata in questa veste sicuramente non piacevole, per poter spiegare e dare le sue spiegazioni, no, su quello che le viene contestato. Risponda. Le ha chiesto perché vi siete sentiti, che significato, se lei, perché non ha ancora questa telefonata, non si ricorda affatto. Ma io sono stato a cosa chiamato. Fosse legata, penso di sì, ha avuto anche un'informazione di garanzia dopo, no? Quindi anche ammesso che questa telefonata per lei fosse stata di nessun significato, sicuramente dopo avrà cercato di ricostruire, no? Quindi... Presidente, questa telefonata ha avuto un significato fino a un certo punto del processo. Io su quel significato ho lavorato, ho studiato. Guardi, oggi la perizia supera tutto quel passaggio. Sì, però io vorrei che lei rispondesse alla domanda, perché la perizia poi, no? Diciamo, ci sarà... Sì, però prima era sto con quello, era la mia consapevolezza che fosse con quello che era Migliarini. Oggi diventa sto a casa. Io che fosse a casa, me l'ha detto, la conversazione la ricevo io. Quindi ricevo una telefonata, anche in una giornata molto particolare, e quindi io, fino a quando ci eravamo rivisti o risentiti, io questo non ho memoria, non posso, guardi, sforzandomi perché voglio difendermi, non ho memoria di questa, non posso avere memoria di questa cosa. No, io cerco di stimolare la memoria e le ho detto che lo faccio nel suo interesse. Perché? Perché poi ovviamente in discussione si possono fare tutta una serie di deduzioni. Io che leggo questa telefonata in cui l'unica cosa che le dice quello che la chiama è io sto a casa, ciao, sta chiudendo, mi fa pensare che ne avevate parlato poco prima, che lei sapeva di no. Quindi adesso se lo sta ricordando. Ma la telefonata io la conosco, dottore. Non la telefonata. Cioè uno che non sente da luglio, perché l'ultima telefonata era del 5 luglio, non mi chiama e mi dice oh io sto a casa, ciao, e chiude. Ma il ciao Cri non lo pronuncia lui. C'è opposizione, perché tra l'altro questa telefonata famosa è stata anche trascritta dal dottor Vitaliano e il ciao Cri non viene attribuito a Consiglio. È una voce attribuita nel mio ambiente, Presidente. Ma guardi, io ho la trascrizione peritale, avvocato. Sì, la trascrizione peritale, quella della dottoressa Dinnella, riporta ok, ciao Cri a Consiglio Casamonica, ma in realtà se lei va a vedere sempre la perizia del dottor Vitaliano che abbiamo chiesto noi di far trascrivere, vedrà che il ciao Cri non è attribuito a ma chi è il dottor Vitaliano? Scusi, chi è il dottor? Non è Consiglio che dice ciao Cri. Chi è il dottor Vitaliano? Chi è il dottor Vitaliano? Come il dottor? Il perito, scusi, come chi è? Ma io leggo la perizia della scrittura, l'ho pure ascoltata, quindi mi sta dicendo ciao Cri, non lo dice... No. È pronunciato, se faccio riferimento, come suggerisce il Presidente, alla perizia, e il ciao Cri è pronunciato nel mio ambiente. Nel mio ambiente è pronunciato il ciao Cri. Nel suo? Nel mio ambiente. Ma quindi scusi, non è nel modo più assoluto un modo telegrafico di voler chiudere di Consiglio Casamonica. No, aspetti un attimo, aspetti. Fatto il fatto, poi invito il Tribunale ad ascoltarla e a vedere chi è ciao Cri. Quindi è lei che dice ciao Cri? Viene pronunciato nel mio ambiente. Maresciallo, è lei che dice ciao Cri? Allora... Scusate, così non si può fare un esame, cioè
Ma stiamo cercando di capire qual è il passaggio, stiamo prendendo l'intercettazione, vogliamo un attimino avere un attimo di tempo? Mi pare un passaggio, cioè sul punto più importante dobbiamo chiudere alla prima risposta. No. Io non ho neanche capito qual è la risposta del maresciallo. Dateci tempo un attimo di orientarci. Presidente, posso? Un attimo, maresciallo, abbia pazienza. Pensavo dovessi intervenire. No, sto cercando di aprire i nostri file. Non so perché qui non ci riesco. Allora, qui abbiamo una prima trascrizione, adesso sto ricapitolando, vediamo se ricordiamo bene, che è stata fatta dalla Dinnella per le parti in italiano. Poi a Vitaliano è stato dato l'incarico di trascrivere le parti in Sinti e lui l'ha ritrascritta tutta in parte, scusate, in parte, a parte che noi l'abbiamo anche, io l'ho sentita penso 10 volte, l'abbiamo sentita, quello che farà fede poi sarà la registrazione, se ci sono discordanze adesso vedremo. Volevo capire un attimo se mi consentite veramente di far fare le domande e di cercare di avere le risposte, perché sennò la domanda del pubblico ministero, scusi, qual era alla fine di tutto questo? No, la domanda del pubblico ministero era, a prescindere dal ciao CRI, che poi vedremo, ma lasciamo perdere. Dove sei ispettore sarebbe... La domanda del pubblico ministero è questa, lei nel momento in cui legge una telefonata in cui uno la chiama e le dice vabbè io sto a casa, non si ricorda se avevate parlato prima, se avevate un appuntamento, se sapeva di cosa si doveva parlare, o in una telefonata neutra? Ok. La risposta io sto a casa è conseguenza di una domanda che io ho posto in romanì, che è dove sei? Dove stai, ispettore? Lui di conseguenza mi ha risposto sto a casa. E l'ha detto prima in romanì, l'ha detto coquere, che vuol dire sto a casa. Ok? Inizialmente era quello, poi è diventato casa. E questa percezione, io questo punto, voglio dire, su questo punto io anche non posso oggi consegnare una perizia in questo senso, però io ho interessato un perito e ho fatto campionare la mia voce e la voce di Consiglio Casamonica e la voce di una persona che io ritengo poteva essere nel mio ambiente. Da questa campionatura che quella voce fosse di Consiglio siamo sotto l'unità di percentuale, quindi sotto lo 0, cioè sopra lo 0, e sotto l'1. Ma scusi, ma lei la ricorda? Cioè sta facendo tutto questo discorso per dire che lei non ricorda la telefonata? No, io sto dicendo che ricordo la telefonata, ricordo la perizia e quella voce non è attribuibile a Consiglio. Cioè non ha senso ma anche il senso logico, cioè io ti chiamo, dico dove stai? Sto a casa, ciao CRI. Che conversazione, Presidente? Non ha senso. Sì, così si presta a tutta una serie di interpretazioni che io non posso accettare. Non è questo, maresciallo, ci stiamo attorcigliando su una cosa irrilevante. Qua c'è Casamonica Consiglio che la chiama, le dice, mettiamo che sia su domanda sua, io sto a casa, e la invita ad andare a raggiungerlo per bere qualcosa, no? Che vedemo una cosa. Che vedemo una cosa. Il fascicoletto presentato da Vitaliano, dal perito Vitaliano, io quella per me è la perizia, io su quella faccio riferimento a quella, anche perché inizialmente questa trascrizione aveva tutt'altro significato. La prima della Dinnella diceva dove stai, la domanda era non comprensibile e la risposta era con quello, quindi secondo me c'è stata un'evoluzione nella perizia. L'ultima è quella, l'ultima depositata, io mi sto ancorando a quel dato, dottore. No, ma lei si deve ancorare al suo ricordo. Comunque Casamonica Consiglio la invita a raggiungerlo, su questo siamo d'accordo senza che facciamo 10.000 polemiche? Lui mi dice che passi a casa, che vediamo una cosa. Io quella conversazione la ricordo, ce l'ho a memoria, è normale che ce l'abbia a memoria. Ho risposto, dopo quel primo passaggio iniziale, ho risposto aspetta che mi metto il casco, e avrò indossato il casco. In quel frangente lui continua a parlare, io sto indossando il casco, quindi non posso avere, a parte una conversazione di tanti anni fa, ma comunque sia, c'è la perizia, comunque sia, io ho acquisito anche l'audio, quindi l'ho ascoltata all'infinito.
non è una conversazione che è conseguenza di un appuntamento preso o di... è una chiamata che io ricevo. Ho ricevuto una chiamata e ho risposto. E non è che io ho voluto proseguire perché lui voleva chiudere, non è così. Io ho proseguito la conversazione, mi sono messa a scherzare, è il mio personaggio, io sono fatto così e non posso cambiare, sono fatto così, mi sono messa a scherzare e gli ho detto: che stai a fa? E lui mi ha detto: mi sto a fare una matriciana, e mi dice: mi sto a fare una matriciana per ragazzini. Dico: ma devi non solo ti devi lavare e stirare, ti devi pure preparare da mangiare. Mi detto: che vuoi fare? Dico: sono le zingare moderne che non so più le zingare di una volta. È un modo per scherzare. Come è iniziata la telefonata con: dove stai, ispettore? Ma se io incontro Consiglio adesso per strada, gli dico: dove stai, ispettore? Perché non ho quella padronanza della lingua per dire, cioè per pormi in una conversazione. Mi sono posto per quella parola che conoscevo, una parola che conosco, che ho sempre pronunciato. È una parola ricorrente nella mia pronuncia, ma non è... cioè, è anche insolito che io risponda e chiedo: dove stai? E inizia la conversazione con questa indicazione, ma mi creda, Presidente... Ma scusi, però, perché cerchiamo poi di arrivare... Il punto qual è? Tutto questo per dire cosa? Che non c'era un pregresso appuntamento? Perché vedi, no, non si perda, se no non la capiamo. Non c'è un pregresso... se la domanda è se ci fosse stato un accordo o un appuntamento e quella telefonata avrebbe sancito o avrebbe ricordato che è suonata la sveglia, c'è l'appuntamento, non è così. Non è così. No, io gli ho solo chiesto: è corretto dire che in questa telefonata, cioè che Casamonica Consiglio la chiama per dire: sto a casa, vieni a casa mia, e lei dice sì, quindi aderisce a questa convocazione, è corretto? Ma io questo termine non mi piace, convocazione, Presidente. Ma non sono stato convocato. Accoglie questo invito? Ma, la telefonata racconta il tenore della conversazione. Però scusi, maresciallo, ma lei adesso ci deve rispondere, se vuole, se no dica: ma io voglio rispondere, la facciamo Presidente. finita. Allora non mi parli della perizia, della controperizia, dell'alfonico, dica semplicemente se si ricorda. Ha detto: non c'è stato un precedente accordo e questo l'ha chiarito. Va a questo, accoglie questo invito o non accoglie questo invito? Allora, telefonicamente non usiamo il termine convocazione, che correttamente lei dice: a me non piace. Ma lui mi rappresenta, va o non va? Lui mi rappresenta. No, Presidente, non ho chiesto questo, io ho chiesto: allora prendete un appuntamento o no? Poi questo. Vediamo se va. Prendete un appuntamento o no? Non c'è un appuntamento. Non c'è un appuntamento? No. Allora come lo qualifichi? Perché guardi, io gliela leggo, la perizia. Io sto qui a casa, ci prendiamo una cosa. Lei dice: se vediamo una cosa, comunque non cambia. Vediamo una cosa. Se vediamo una cosa. Eh sì, io sto un attimo a Tor Sapienza, risponde lei. Così mi guardi il foglio del ragazzino mio e lei dice: no, mi chiudo il negozio. Perché però io ce l'ho tutta, cioè, così è letta. Scusi, sta leggendo no, non sto leggendo la perizia. Continua, Presidente. Così come? Non è continuativa la lettura. Ma come non è continuativa? Maresciallo, io sto leggendo la perizia, ma che stai dicendo? Così mi guardi un foglio del ragazzino mio, va bene, che mi hanno fatto un foglio per il ragazzino, capito? Ah sì, vabbè, sì, che tu ne capisci di più perché dall'oculista, devo andare dall'oculista. Ma io dico prima che se no mi chiudo un negozio. Però scusi un attimo, lasci perdere questo, adesso segua un attimo, vediamo qual è la domanda finale che le fa il pubblico ministero, cerchi però di seguire le domande. Ancora lei, va bene, Consiglio, ok, gli facciamo fare una visita, dice lei, ok, non ti preoccupare. E poi dice lei: ci vediamo dopo, ciao ciao. Allora vorrei sapere se non è un appuntamento questo, che cos'è? Non è un appuntamento. Ci dica che cos'è. Non lo è, non è un appuntamento. È un modo di chiudere una conversazione. Vabbè, sì, ci vediamo dopo. No, ma quello dice: mi raggiungi a casa. Lei dice: va bene, mi raggiungi che ti devo fare vedere questa cosa. Va bene, ci vediamo dopo. Non è un appuntamento, no, bene, nel modo più assoluto. Prendiamo atto di questa risposta. Non è un appuntamento. Senta, ma lei era solito ricevere inviti di questo tipo da Casamonica Consiglio? Una richiesta del genere come questa telefonica non è mai avvenuta. Cioè, non è mai conoscevo i trascorsi dei figli,
No, io ho fatto un'altra domanda, perché la cui importanza lei può comprendere perfettamente, perché lei lo sa, Casa Monica Consiglio le fa questa telefonata appena torna dall'auto M dopo aver parlato con Migliarini. Quindi si concentri su questa domanda. Era successo in altre circostanze che dicesse vieni che ti devo fare vedere una cosa? Ci sono altre conversazioni dove ci sentiamo telefonicamente? No, che ti devo fare vedere una cosa, io la ancora a questa esigenza dei figli, no? Lei la ancora a questa esigenza dei figli. Senta, ma poi quella sera lei lo incontra o no? No. Non lo incontra? No. Non lo incontra proprio? No. Non lo vede proprio? Neanche per caso? Guardi, non è... se lei si riferisce al 29 settembre, no. È il giorno della telefonata. Il giorno della telefonata io non lo incontro. Quindi allora ci faccio capire. Sì. Lei riceve questa telefonata. Sì. In cui secondo lei non ha preso un appuntamento. E quindi non avendo preso un appuntamento non ci va? Io torno a casa la sera. Quindi lei torna a casa, non lo vede quella sera? No. Bene. Guardi, le contesto una serie di passaggi degli interrogatori. Pagina 9. Che è la stessa domanda che le ho fatto oggi. Io le chiedo, ma dalla telefonata si capisce che lei ci va o no? E lei dice, io ci vado perché ci torno. E io dico, ma lei va dentro casa, non è che va nel vicolo di Portafurba che abita a 3 metri da lì, lei va dentro casa, di Casa Monica Consiglio. E lei dice, allora, io in casa di Casa Monica Consiglio ci sono andato, io quando sono uscito, tornando dal lavoro, io arrivo al semaforo, devo andare avanti, no, è il tragitto, Presidente, è il tragitto. Io entro nel vicolo per saltare la strada. Maresciallo, è il tragitto. Maresciallo, allora, primo, lei ha appena detto davanti al tribunale che lei quella sera non l'ha proprio visto. Certo. E invece qua ha detto una cosa diversa. No, io gli ho detto, tornando la sera, era il tornare la sera a casa, era per il tornare la sera a casa. Ma scusate, scusi Vitale, ma Prego. Non è che ci può essere equivoco sul fatto che si entra dentro, non è che andrà a casa perché ci passo col motorino, la domanda era se lei ci è andato a casa sua. No, e quindi la mia risposta è riferita al mio tragitto. Cioè, ha dato una risposta diversa rispetto alla domanda, scusi, la domanda era se lei l'avevi incontrato, se era andato a casa sua. La domanda di oggi se l'avevo incontrato, io non l'ho incontrato. No, un attimo, lei ha detto di non essere andato, al che il pubblico ministero le legge in contestazione le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio. Sì. Le vuole rileggere pubblico ministero, per favore? Guardi, è un po' lungo, Presidente, però lo leggo tutto così si capisce. Così non voglio che ci siano equivoci sul tenore della risposta. Perché lei dice, percorrere via di Portafurba per me è stato un tragitto quotidiano col motorino, perché io uscivo dalla mia via, attraversavo via Tuscolana, entravo a via di Portafurba, questo perché? Non per andare in casa loro, perché io evitavo il semaforo. Va bene, lei inizia con questa premessa. Allora io le dico, ma dalla telefonata si capisce che lei ci va o no? E lei dice, io ci vado perché ci torno. E io le contesto, ma lei va dentro casa, non è che va nel vicolo di Portafurba che abita a 3 metri da lì, lei va dentro casa di Casa Monica Consiglio. E lei dice, allora io in casa di Casa Monica Consiglio ci sono andato, io quando sono uscito, tornando dal lavoro, io arrivo al semaforo dell'Arco di Travertino, non mi fermo al semaforo, entro il vicolo di Portafurba, stia zitto, entro con lo scooter in vicolo di Portafurba, questo lo faccio non più, ho un'altra sede, l'ho fatto quotidianamente, quindi passare da lì significa incontrare tutte le persone che stanno per strada. Io lì, quando sono passato, ho incontrato sto Consiglio e mi ha detto ti devo fare parlare con un amico mio. Io gli ho risposto, quale amico? Io non voglio parlare con nessuno. Mi ricordo che ho visto una persona, ma io a questa persona non gli so dare una descrizione. Poi, poco dopo, sempre tornando, aspetti Presidente, perché sono diversi passaggi, questo è pagina 9, poco dopo lei dice, io l'ho trovato fuori
non è che sono entrato con la moto dentro casa, io l'ho trovato fuori di casa, quindi sembra che stia dicendo sotto casa sua, ha capito? Sì. Che è molto diverso da quello che sta dicendo oggi Maresciallo. No, sto dicendo a parte che... il fatto, aspetti così poi dà una risposta completa, che da questa risposta che ha dato nel corso dell'interrogatorio si capisce che non era in vicolo di Portafurba la strada Carrabile, perché lei dice fuori da casa sua, io sono andato dentro casa, sotto casa sua, fuori di casa, nel vicoletto, che è un vicolo chiuso. Risponda. Allora, io questo tragitto naturale non prevede che io entri, cioè, che il passaggio sia entrare verso la sua abitazione. Sotto casa per me significa su questo tragitto lì fuori. E io questo percorso l'ho fatto quotidianamente. Sì, ma a noi interessa quello del 29 settembre. Allora, io il 29 settembre questo ricordo che io ho espresso nel mio interrogatorio è relativo a un'altra data, perché andando avanti nella lettura io dico anche che mi sono arrabbiato con Consiglio perché ho visto il figlio con un cerotto all'occhio. Dico scusa, ma tu mi hai chiamato per cioè mi hai fatto una telefonata mentre tuo figlio... Quindi lei l'ha incontrato quella sera del 29 settembre? Non è quella sera, Presidente, posso spiegarmi perché. Intanto io ho visto questo bambino con questo cerotto all'occhio. Scusi, ma perché ha risposto così al pubblico ministero? No, io ho risposto anche quello che le sto dicendo a lei al pubblico ministero e non l'ha letto, perché io più avanti nell'interrogatorio dirò che mi sono testualmente incazzato con Consiglio Casamonica perché ho detto scusami, sono arrivato qui, ho visto il figlio col cerotto, ho detto ma mi hai chiamato? Dice no, ti posso far parlare con un amico mio. Ho detto scusami, ma non mi hai chiamato per tuo figlio? Lo vedo col cerotto. Allora dico, e mi sono sentito nell'interrogatorio userò un termine tradito, perché in quel momento dicono scusa, allora tu mi hai chiamato, ma se io sono passato il 29 questo bambino non poteva mai e poi mai avere un cerotto all'occhio. Io mi ricordo di aver visto il figlio con il cerotto all'occhio. Questo cerotto viene indossato, questo avvento oculare. Abbiamo capito, io le contesto quello che ha detto. Io le contesto quello che ha detto, va bene? Poi resta la contestazione, fortunatamente acquisitiva, valuterà il tribunale. Lei ha dato una lunga versione dei fatti nel corso dell'interrogatorio su quello che è successo quel giorno. Oggi vuole cambiare versione, faccia quello che vuole, la contestazione resta. Presidente, io non ho cambiato nessuna versione, sto solo collocando questo ricordo in un altro periodo in base a quello che ho dichiarato in quell'occasione. Allora, io ho sostenuto un interrogatorio perché l'ho chiesto nella fase delle indagini preliminari. Non avevo un atto, non avevo discovery di niente. Io ho sostenuto questo interrogatorio anche contro i consigli, perché giustamente i difensori dicono ma con un capo così, ma dove vai? Io sto qui come allora, come il 22 novembre del 2018 sono stato nell'ufficio del dottor Musarò, perché questa imputazione non esiste, non è accaduta. La telefonata c'è, è vera, è viva, ma da lì in poi tutto il resto è un salto logico. È un salto logico, non è esistito nulla di tutto questo, nel modo più assoluto. Io sto studiando un interrogatorio dopo essere stato trasferito, ero pieno di psoriasi, pieno. Mi sono vergognato a prendere la penna del dottor Musarò, a parte perché era della Juve, ma al di là di quello perché avevo le mani sventrate, mi sono vergognato. Ho voluto fare questo interrogatorio come oggi voglio fare questo esame, perché il motivo per cui quindi scusi, lei vuole dire che si è voglio difendere perché no, ascolti, l'esame non è un lungo soliloquio. Il PM le ha fatto una precisa contestazione di dichiarazioni rese da lei. Cosa vuol dire? Che lei le cambia, non è andata come ha detto in quell'occasione perché non stava bene? No, Presidente, non sto cambiando, mi creda, io non sto cambiando nulla. Lo stesso interrogatorio contempla 23 volte il nome di Migliarini Enrico. Oggi non è più all'incontro della mia imputazione Migliarini Enrico. Allora va letto tutto questo interrogatorio. Scusi Maresciallo, però veramente lei è libero di rispondere e di non rispondere, però se decide di rispondere cerchi di dare un ordine logico alle sue dichiarazioni. Io vorrei sapere se su questa contestazione che le ha fatto il pubblico, poi andiamo avanti perché tanto poi il Tribunale ci ritorna alla fine che tutte le parti avranno parlato, era solo per capire che non abbiamo compreso se la risposta è una rettifica rispetto a quelle dichiarazioni
Oppure lei dice io l'ho già detto in quella sede, perché da quello che è stato contestato non sembra. Allora, la mia conferma... In ordine, mi scusi, al giorno in cui c'è stato questo incontro poi con Casamonica Consiglio, sotto casa di Casamonica Consiglio o comunque in Vicolo di Portafurba, ha capito? Sì. Sia chiaro, perché non è chiaro su allora, questo. Il mio ricordo, ripercorrendo quella giornata del 29, è che io il 29 non sono andato, non ho incontrato Consiglio fuori casa sua, perché quando l'ho visto, e lo dirò nel proseguo dell'interrogatorio, l'ho visto col bambino col cerotto. Il bambino il cerotto l'ha messo in un determinato periodo, non lo poteva aver messo il 29, non lo poteva aver messo il 28. Maresciallo, sa qual è il suo problema? Che quel giorno ha visto il bambino col cerotto, lo sta dicendo lei, che è un imputato, mentre abbiamo un'intercettazione che ne pone in senso contrario, capito? Io le ho fatto una contestazione, le faccio un'ulteriore domanda. Lei ha detto mi sono sentito, quindi questo incontro, se ho capito bene, ci sarebbe stato, ma non quel giorno. Tornando a casa, l'ho incontrato tornando a casa. Ma non quel giorno? Sì. Oh, non quel giorno che l'aveva chiamato per chiedere un aiuto per i ragazzini? No. No. E perché si è sentito tradito quando le fa incontrare questa persona? Perché quando io sono arrivato nel vicolo di Portafurba e ho visto questo bambino col cerotto e gli ho detto dimmi, dico ma hai chiamato, dimmi. Dice no, senti, ti volevo far parlare con un amico mio. E io ho detto ma io non parlo con nessuno. Cioè chi è questo amico mio? Ma quindi, vede, mi hai chiamato, dimmi, l'ha chiamata quel giorno. E lui mi ha detto in quell'occasione, ma Presidente mi ha chiamato, io ritengo per un'esigenza reale, Maresciallo, mi ha detto ho risolto, il bambino stava con la benda all'occhio. Maresciallo, si concentri su questa domanda. No, io sono concentrato, no, guardi, sì. Dottore, io sono concentrato. Ma non tanto, perché si sta contraddicendo. Se lei dice mi hai chiamato, dimmi, sta facendo riferimento alla chiamata, quindi è quel giorno. Non è quel giorno. Non è quel giorno. Non è quel giorno. Perché lei... Scusi avvocato, poi lei in sede di esame suo farà tutte le domande a precisazione, però durante l'esame vi chiedo veramente di far parlare l'imputato, questa è la regola. Allora, pagina 12, sempre dell'interrogatorio. E io dico, possiamo capire insomma che è successo adesso che ha fatto questa precisazione su Villa Gordiani? Io ancora non ho capito. Lei quindi va a Portafurba, lo incrocia per strada, lei dice sì, e mi dica. E lui mi dice ti devo far parlare con un amico mio. E io gli dico scusami, ma tu mi hai chiamato per i ragazzini? Dico ma sti ragazzini io il cerotto gliel'ho visti, ce l'hanno o non ce l'hanno sti cerotti, sti ragazzini? E dal mio aspetto la contestazione resta, che ovviamente dal mio punto di vista dimostra l'assoluta infondatezza di quello che ha detto già quel giorno, ma poi glielo spiego in discussione. Ha capito? Cioè lei dice io mi sono sentito tradito perché tu mi chiami, mi dici ci vediamo, poi ci vediamo anche se dice lei che vi siete visti per caso, e invece di farmi vedere il foglio dei ragazzini mi fa incontrare una persona. Stia zitto quando sto facendo la domanda. Io mi sento tradito, è chiarissimo quello che ha detto, ha capito? Mentre quello che sta dicendo oggi non ha assolutamente senso. Vabbè, facciamolo spiegare adesso a fronte di questa contestazione. Allora Presidente, io rinnovo questo mio ricordo. Io ho visto questo bambino col cerotto e la mia arrabbiatura è stata ma come mi hai chiamato? Lui mi ha detto io ho risolto, ti posso far parlare con un mio amico, anche perché non ritengo che questa persona che stava lì sta lì e mi aspetta da quando? Da un'ora, da un giorno, da 10 giorni, cioè è una persona che stava lì, tant'è che lo stesso capitano Loiacono mi chiede nell'interrogatorio ma come? Ma lei non gli ha detto non mi riconosci? Cioè, era ancorato, questa persona per l'accusa era Migliarini. Presidente, era 23 volte nel mio interrogatorio, le ho contate 23 volte. Sì, ma adesso a noi interessa sapere se lei è andato lì quel giorno. Io quel giorno lì sono tornato a casa. Che lei non c'è andato? Non l'ho incontrato quel giorno. Il mio ricordo è ancorato a questa benda oculare che aveva il figlio. Ed era giorno, io quella sera tornando a casa sono tornato... Maresciallo, ma non è che dopo che abbiamo acquisito, anzi che avete acquisito, poi mi spiega come gli atti dal bambino Gesù si è reso conto che quello che ha detto è smentito? L'ho detto nell'interrogatorio della benda oculare, però appunto, non avevo nessun atto. L'ho detto nell'interrogatorio della benda oculare, poi avete acquisito gli atti dal bambino Gesù e si è reso conto che la benda oculare il 29 non ce la poteva avere. Non è così. Non è così. Non è così. La benda oculare non c'era dal 29 perché, Presidente, in una delle perizie che sono state richieste dalla mia difesa, perché io mi sono ascoltato tutto il materiale intercettivo, il 28 questo bambino sta giocando a pallone
il 28 o il 30 sta giocando a calcetto in un campo e evidentemente se c'è una benda d'occhio non può giocare. Quindi ho cercato io stesso, cioè, guardi, io voglio esprimere questa cosa. Se una persona che indossa una divisa riceve un'informazione di garanzia così circoscritta, si deve fare interrogare, anche se diciamo è nella fase delle indagini preliminari, perché magari quelle dichiarazioni possono suscitare degli accertamenti. Io sono andato perché ho detto questa è una cosa che non è accaduta, cioè devo aver timore della discovery, non discovery, io non ho timore, cioè la verità c'ha una sua forza, è così. La telefonata c'è stata, è normale, è registrata, è trascritta, al di là dei vari significati che ha assunto nel tempo, ma il dopo la telefonata è una cosa che non è esistita, è una cosa che non è esistita, e non è che lo sostengo perché è una cosa che può sembrare non dimostrabile, poco dimostrabile prima di riscontri, no, non è esistita, perché io quando mi sono fatto interrogare tutte queste carte nella mia testa non c'erano, quindi quel mio interrogatorio definito in udienza preliminare disastroso è stato un interrogatorio che io ho fatto perché ho detto ma questa è una cosa assurda. Vabbè, adesso questo è chiaro, ma il punto è rispondere poi alle contestazioni. Allora torniamo a noi. Quindi Casamonica Consiglio la chiama di proposito per dire vieni che ti devo fare vedere una cosa. Lei dice va bene, senza prendere un appuntamento, poi però quindi non ci va? No, non quel giorno è un giorno particolare. Ecco, sentiamo che era successo quel giorno. Allora, innanzitutto quel giorno andavo di corsa perché può sembrare riduttivo, però io in quel periodo stavo ristrutturando l'appartamento e dovevo andare, sbaglio nella telefonata perché dico sto andando a Tor Sapienza e questo è stato un errore, diciamo, che io ho pagato poi nella mia difesa perché non è Tor Sapienza ma è Tor Cervara, e poi dimostrerò anche al tribunale perché è Tor Cervara. Quindi io mi devo recare in un negozio per fare un preventivo, bloccare un prezzo di acquisto, perché il giorno dopo, il 30 settembre, questa promozione alla quale voglio aderire scadrà, e siccome il giorno dopo io ho un'attività da eseguire, perché lo stesso 29 venivo dalla procura, ero stato convocato da un pubblico ministero e dovevamo fare un intervento a massa per il giorno successivo perché si richiedono dei riscontri a un'attività diciamo, che stavo seguendo in prima persona. Io quel giorno per me è stato un giorno frenetico, quindi io sono andato diciamo, a fare questo preventivo per bloccare il prezzo, tant'è che poi il giorno successivo curerò l'acquisto. C'è tutta una serie di documentazioni che vorrei diciamo, mostrare appunto al tribunale. Tornando a casa, il mio pensiero era non sicuramente, cioè se l'avessi incontrato avremmo anche parlato in quell'occasione, ma io non ho incontrato nessuno, me ne sono andato a casa. Io dovevo necessariamente per il giorno successivo integrare quell'ordine perché scadeva questa promozione e avevo fatto un preventivo, diciamo, su una quantità fittizia. Quindi cosa faccio? Torno a casa, vado a fare la spesa perché io sono molto metodico, quindi vado a fare la spesa, chiamo la madre dei miei figli, faccio questa spesa, torno a casa e che cosa faccio? Mando un messaggio perché il capitano Loiacono mi riferisce che io quella sera ho fatto 3 chiamate, l'ultima credo alle 22:40, qualcosa del genere. Quella terza chiamata non è una chiamata, è un SMS che è un'uscita dalla mia utenza ed è diretto all'utenza 336 30 82 30 che è del geometra Paolo Scipio, che è il direttore dei lavori che si occupa della mia abitazione. Io non posso documentarla, non posso documentare il testo di questo messaggio perché ho fatto un backup di tutti i telefoni, gli hard disk che avevo, perché ho cercato di ricostruire tutti gli elementi che sono usciti fuori in questa indagine su di me. Ma guardi, ho fatto un lavoro mostruoso con tante difficoltà. Non posso dimostrare, ma questo SMS è comunque agli atti, è nel rec del tabulato del mio traffico telefonico. Quindi a quell'ora intanto non è una telefonata, come ha sostenuto il capitano Loiacono, ma è un SMS uscente. Il giorno dopo io richiamo 2 volte questo geometra e dopo la seconda volta mi arriva un SMS dal geometra, il testo l'ho recuperato dal backup del mio telefono e il mio geometra mi dice: se il battiscopa è in ceramica sono 85 metri lineari, adesso io ce l'ho scritto qui, non ricordo esattamente, se lei mi autorizza
io glielo faccio anche vedere. Vabbè, poi sarà, con la sua difesa potrà fare, se ritiene, una produzione sul punto. Praticamente questa entità numerica, però io le chiedo aiuto, mi deve dare una mano, perché altrimenti l'esame così non ha senso. Perché io faccio una domanda, lui parla 10 minuti di una cosa che non gli ho chiesto. Sì, però l'imputato deve avere anche 29, la facoltà di difendersi, la sera del 29, se spiega che cosa ha fatto il 29, credo che possa essere utile per tutti. O me lo sento. Posso proseguire, Presidente? Perché Maresciallo, io le ho fatto una domanda diversa. Io le ho detto tutto quello che sta dicendo adesso è smentito dal fatto che quando Casamonica le dice vieni a casa mia che ti devo fare vedere una cosa, lei non dice no, non posso perché ho tutte queste cose da fare, perché c'è il geometra, i lavori. Vado a dire a Casamonica che l'indomani devo fare 15 perquisizioni. Allora, sicuramente non gli dice va bene, sto venendo, gli dice oggi non posso, ci vediamo domani. Tutto questo mio studio, tutta questa mia analisi è stata scatenata da una sua frase nel mio interrogatorio. Perché lei, dottore, lasci stare, non è una guerra fra me e lei. È una cosa positiva quella che io sto cercando di rappresentare, non è una polemica. Ma lei non deve rappresentare niente di positivo o di negativo, deve rispondere alla domanda. Io le sto evidenziando che tutto quello che sta dicendo è smentito dalla Tefuale, perché se fosse come dice lei avrebbe dovuto rispondere: caro Simone, oggi non posso perché ho degli impegni, se vuoi ci vediamo domani. Non gli diceva sì, va bene, ci vediamo dopo, come ha detto. Presidente, a un certo punto del mio interrogatorio, io quando comincio a dare delle risposte alle prime domande, il pubblico ministero mi dice: questo lo dice lei che è indagato, credo che sia in atti, questo è trascritto, che se non porta prove, cioè non porta riscontri, quello che dice lei non è prova. Allora io questa cosa l'ho recepita come un invito a studiarmi tutto. Mi sono andato a guardare tutto, sono andato a guardare per ogni giorno, per ogni contatto telefonico. Parliamo di un giorno, ci interessa questo arco temporale, adesso non... Parliamo di un giorno di vita ordinaria, Certo, ma questo lo comprendo. Maresciallo, la domanda resta: per quale motivo allora a Casamonica Consiglio non ha risposto guarda oggi proprio non è giornata? Le sto dicendo, stavo spiegando al Tribunale la particolarità di quella giornata. Se posso concluderla, perché è importante. Vabbè, la concluda, però dica poi perché non gli ha detto che non ci andava. Ma non è che io non gli ho detto non ci, ho detto sì ci vediamo, ma in tante altre occasioni ci vediamo, ma non è che io devo non sono appuntamenti, ci vediamo alle 5, sì bene, alle 5:05 non arrivate in ritardo, no, non è così. Vabbè, la sua tesi è chiara, insomma, va bene. È chiaro, Presidente? Beh, nel senso lui dice ci siamo chiusi dicendo quando ci vediamo, poi questa sarà una... non dobbiamo, adesso dobbiamo dare modo a lui di rispondere alle domande, una delle parti gliele formulerà facendogli modo di esprimersi. E com'è che poi non ci sono chiamate successive in cui Casamonica le dice oh, avevi detto che venivi, quando ci vediamo? Visto che dice lei che non vi siete visti. Perché non mi ha più chiamato Casamonica, non è che lo può chiedere a me. Io l'occasione in cui l'ho incontrato, le ripeto, mi ha detto ho risolto, ho visto il bambino con l'occhio, mi ha raccontato dell'intervento all'occhio e finita lì. Per me è stata una cosa superata, cioè non ci vedo vabbè, è chiaro, l'ancora a questo ricordo. Senta, ma torniamo a quell'incontro che lei ha avuto e che sostiene non essere avvenuto il 29 settembre. Ecco, ce lo spieghi bene. La domanda quale sarebbe? Io ripeto la stessa cosa, tornando a casa. No, non tornando a casa, abbiamo capito. Poi insomma lei dice ti voglio fare parlare con una persona, e poi che succede? Io mi avvicino, come ho già detto nell'interrogatorio, a questa persona e dico guarda scusa non ti offendere, io non ti conosco, non parlo con nessuno e me ne sono andato. Ma non ho riconosciuto, cioè questa persona io non la so riconoscere, non l'ho saputa riconoscere. Quando sono stato interrogato quella persona era Migliarino Enrico, perché mi è stato detto espressamente ma lei Migliarino Enrico l'ha visto, ma come, è stato maleducato che non l'ha salutato, se n'è andato senza nemmeno, come col suo amico è stato gentile al telefono e con Migliarino Enrico invece è stato maleducato. Cioè questo è il mio interrogatorio, Presidente, e io ripeto oggi la stessa cosa, perché è la cosa che è accaduta. Quindi se questa persona
a distanza di giorni dopo che questo bambino ha indossato questa benda oculare, si trovasse lì perché fosse stata convocata da Consiglio, quella è esattamente una coincidenza che ci sia una persona lì, perché non poteva sapere che io quel giorno, non so dire quale sia questo giorno in cui sono passato, ma non penso che una persona si metta con una tenda a aspettare il vicolo di Portafurva che passa al maresciallo Lei dice Vitale. La presenza era casuale, lei sostiene questo, la presenza comunque a quel punto di questa persona è casuale. Nel mio tragitto, ma il bambino l'ho visto io ed era giorno, per averlo visto con la benda era giorno, quindi io di questo ne sono certo. Vabbè. Sì, però guardi, io le contesto che lei nell'interrogatorio ha dichiarato che questo incontro, pagina 12, con quest'altra persona è avvenuta nel vicoletto, non sul vicolo di Portafurba. No, per me il vicoletto è il vicolo di Portafurba in senso più esteso, perché io abito in via Poggio Tuliano e lo chiamano il vicoletto ed è tutta la strada, perché sono strade chiuse. Per me il vicoletto non è associato a quell'insenatura, a quell'ansa, a quell'appendice del vicolo di Portafurba. Non è quello, per me il vicoletto è il vicolo di Portafurba. Perché si chiama vicolo di Portafurba? Sì, però allora io torno a contestare che lei, quando ha parlato di questo incontro, no? Che poi ci spiegherà per quale motivo ha ritenuto proprio di non parlare con questa persona, lei ripetutamente fa riferimento al fatto: io in casa di Casa Monica Consiglio ci sono andato, l'ho trovato fuori, non che sono entrato con la moto dentro casa, l'ho trovato fuori di casa, non dice sulla strada Carrabia, poi dopo dice nel vicoletto. Tutti abbiamo capito, compreso lei il giorno di quell'interrogatorio, che stava parlando della piazzetta dove ci stanno le case. Ma non credo proprio. No, quindi cambia anche su questo. Non ho cambiato nessuna versione. No, però scusate, no. Cioè, abbiate pazienza, cioè, se c'è un'opposizione si formalizza un'opposizione. Questo è un interrogatorio un esame di un imputato che c'è. Cioè, non è che stiamo facendo qui dando i fiori, no? Cioè, stiamo parlando di imputazioni e uno deve anche sopportare un attimo un minimo di stress della cosa, se no se deve venire qua a fare un soliloquio allora fa dichiarazione spontanea e non se ne finisce più. Non so come li immaginate voi gli esami. No, Presidente, mi scusi. No, credo che poi rispondete voi, commentate le domande. Non si fa così. No, io non ho commentato nulla. Non sto dicendo a lei, sto dicendo in generale. Però c'è questo atteggiamento un po' così. Non è corretto anche nei confronti del Tribunale che sta cercando di capire e soprattutto di mettere lui nella condizione di dare delle risposte sensate sui punti stridenti. Perché non è che deve rispondere su quello che è pacifico. Io intervengo ora per la seconda volta, come la prima ho formulato un'espressa opposizione, quindi riformulo e mi sono sempre taciuto fino adesso, riformulo quindi un'altra opposizione per il modo in cui appunto ora l'esame da parte del pubblico ministero che sta contestando all'imputato l'interrogatorio non lo sta contestando in modo corretto, perché l'interrogatorio su questo presunto incontro, su questa presunta persona che lui avrebbe visto, come ha riferito l'imputato, è stato tutto concentrato per pagine e pagine sul discorso che lui avesse incontrato Migliarini. Poi però durante il dibattimento abbiamo avuto un mutamento di imputazione e Migliarini è scomparso. Avvocato, da quell'incontro. Scusi, adesso siamo... Un attimo, prego. Presidente. Prego. Se il pubblico ministero rivolge all'imputato delle domande che non sono in qualche modo logicamente successive una dietro all'altra, quindi logicamente, e si avvale dell'interrogatorio per fare una contraddizione dalla prima pagina in cui c'è Migliarini all'ultima in cui non si parla più di Migliarini, è ovvio che l'imputato non potrà dare una risposta corretta. Quindi secondo me, per fare le contestazioni in quell'interrogatorio in cui metà interrogatorio è stato tutto quanto concentrato su questo presunto incontro, non possono essere riprese le contestazioni, perché quell'interrogatorio appunto verteva unicamente su quell'incontro che abbiamo saputo che non c'è stato. Allora, avvocato, o date l'accordo per acquisire quell'interrogatorio nell'interezza, altrimenti il Tribunale non è nella possibilità di rispondere alla sua opposizione. Mi scusi.
se non dando atto che in questo caso era stato chiesto il luogo dell'incontro, che ci sia Migliarini. Lei ha fatto un'opposizione su Migliarini non è stato ancora neanche citato, si è parlato del luogo dell'incontro, che secondo il maresciallo, mi scusi, è fuori dal vico di Porta Furva, fuori dalla piazzetta, e che secondo il pubblico ministero, alla luce di quelle contestazioni, sarebbe lì. Questo era il punto della contestazione. Poi è chiaro che quando si contestano le dichiarazioni, la controparte può, se è incompleta e scorretta, deve intervenire mettendo il Tribunale nella condizione di vederne l'effettività, il che significa dare le dichiarazioni, anche solo al fine di valutare l'opposizione. Se no così mi sembra che è, diciamo, come dire, distonica rispetto alla domanda. La domanda era sul luogo dell'incontro e Migliarini non c'entra niente fino a questo momento, poi vedremo dopo. Perché o lei mi dice che quelle cose che ha letto il PM non corrispondono al vero, se no non è, la contestazione può essere fatta. No, mi sono spiegato sicuramente male io. L'opposizione è formulata nel senso che nel momento in cui si fanno delle contestazioni, leggendo l'interrogatorio fatto a Vitale, su quella circostanza, poi, su quella circostanza dell'incontro, del passaggio, eccetera, e sul presupposto, appunto, come stava contestando il pubblico ministero, poi se sia quel giorno, non sia quel giorno, eccetera, però facendo presente e rappresentando che c'è stato un incontro o comunque un passaggio, però non si fa riferimento al mutamento dell'imputazione che è avvenuta durante il dibattimento. Ma qual è la rilevanza rispetto alla domanda che aveva fatto il PM? La rilevanza sta nel fatto che l'imputato ha già risposto. Chi è passato, che non ha... e questa infatti è la contestazione. Quindi c'è il consenso all'acquisizione dell'interrogatorio? C'è il consenso? C'è? Benissimo. Ma non mi interessa il motivo per il quale mi date il consenso, mi interessa che me lo diate. Prego. Allora, così poi il Tribunale leggerà. Andiamo avanti. C'è l'accordo delle difese? Quindi sull'accordo delle parti viene acquisito il verbale dell'interrogatorio reso Maresciallo, ma mi faccia capire. dall'imputato davanti al PM. Prego. Mi faccia capire una cosa. Lei ha detto che in quel momento storico Casamonica Consiglio era un suo amico che incontra per caso e che le dice: ti devo fare parlare con una persona. Lei perché risponde così male? Cioè, perché non cerca neanche di capire chi è questa persona, visto che, sempre detto da lei, non aveva mai avuto il sentore che queste persone fossero implicate in attività illecite, erano suoi amici. Cioè, se un mio amico mi dice: guarda, ti devo fare parlare con questo, io almeno cerco di capire che vuole. Lei perché risponde in maniera così sgarbata? Io ripeto, e a questo punto il Tribunale avrà anche il mio interrogatorio, io mi sono arrabbiato perché ho ritenuto che quella telefonata avvenuta prima, non lo stesso giorno, chiarisco questo, mi è sembrata, diciamo, come posso dire, superata, cioè vedendomi, io ho detto: ma sto bambino, io vedo questo bambino con questa benda oculare, e io non è che quando passo di là perché mi devo fermare, vado di là perché ho la comitiva lì. Però la domanda è perché, no, sto spiegando... però spieghi perché ha reagito male rispetto a questa richiesta? Perché io ho detto: scusami, ma tu mi chiami per tuo figlio e adesso sto qua e mi dici devo far parlare con una persona. Sì, però scusi, lei ha già questo detto, scusi, aspetti Maresciallo, perché lei ha detto: tu mi chiami per tuo figlio, e lei ha detto che non c'è andato però quel giorno, quindi è stato pure un po' sgarbato, perché dice che ci va e poi non ci va. No, non ho detto ci vado, ci vediamo dopo. È intercettato, come no? Ma io non ho detto ci vediamo alle 19, ci vediamo dopo. Non è dire poi vengo. Non ci va. Anche perché non è che l'aveva chiamata per bere una birra, l'aveva chiamata per un'esigenza sua certo, sanitaria. Certo. E lei, dopo aver detto va bene, ci vediamo dopo, poi non ci va. Quindi non è che non ci vado, io torno a casa e non lo incontro. Va bene. Rifacciamo la quinta volta. Rifacciamo la quinta volta questa domanda.
Vabbè, c'è un nesso logico fra il tradimento che lui ha definito rispetto alla vicenda, ma questi sono aspetti, diciamo così, di costruzione del fatto, cioè non è che sono cose astruse. Cioè è chiaro che se lei, diciamo, venisse chiamato, io la chiamo e le dico per favore passi che ti devo far vedere un documento, e poi invece quando passo tu non mi fai vedere il documento ma mi fai vedere un'altra cosa, è ovvio che dico ma allora mi hai fatto un trabocchetto, mi chiami con una scusa e poi l'interesse era un altro. Questa è la ricostruzione che logicamente si può anche fare. Mi sono irrigidito. Quindi la spiegazione, la domanda che le è stata fatta è perché ci è rimasto male se non ci fosse questo collegamento, ok? Ma se semplicemente lei passa lì, si ricorda di questa telefonata fatta non si sa bene quanti giorni prima e quindi decide di fermarsi, e la persona invece le dice ma no, è tutto risolto, ti faccio parlare con mio amico. Beh, perché se la doveva prendere? Che cos'è che l'ha turbata, l'ha infastidita? Questo l'ha detto lei che ha avuto un atteggiamento di fastidio, perché gli ho detto, no? ma mi ha chiamato, ma io sono passato per il bambino, dice no, senti che ti posso far parlare con un amico mio, una persona che già stava lì. Ho detto, ma io non parlo con nessuno. Vabbè, sì, ma se non è avvenuto, risposta. l'ultima volta che glielo chiedo, perché forse non sono chiaro, se tutto questo che sta raccontando lei non è avvenuto il 29 settembre, quando lei era stato chiamato per i fogli del ragazzino, perché risponde così male, in maniera, diciamolo, anche un po' maleducata? Perché? Ma io sto tornando a casa. Va bene, rinuncio alla domanda, tanto resta. Senta, andiamo avanti. Ma Presidente, scusi, ma io ho una vita, io torno a casa, ho i miei impegni, ho le mie corse. Va bene. Ma perché? Vabbè, lei ha detto che non l'ha detto che si è infastidito perché non aveva interesse di parlare con questa persona. Ma certo, una persona che non conosco, chiunque mi fa una città, ti posso far parlare con un amico mio, io è normale che mi stranisco, ma chiunque si stranisce, cioè è una cosa. Senta, lei si è mai interessato fattivamente per trovare un oculista ai figli di Casamonica Consiglio? Io mi sono interessato quella sera stessa che ho ricevuto questa chiamata. Nel mio percorso sono passato da un amico che ha un negozio di ottica e gli ho detto guarda, mi ha chiamato, ma avevo veramente i minuti contati, perché se io non arrivavo entro una certa ora in questo negozio l'indomani non ci sarei potuto andare e avrei perso questo sconto del 20%. Io quando chiudo questa telefonata dico vabbè, sto qui nei pressi, e ci sono andato direttamente, ho detto guarda, mi ha chiamato un amico mio, non so di preciso, perché non è che lui al telefono mi ha detto deve fare questo piuttosto che quest'altro trattamento, e ho detto a questo mio amico guarda, mi ha chiamato questo mio amico così e così e così, mi ha detto questo, e lui mi ha detto guarda, questo ragazzo c'ha. Scusi, mi ha detto questo cosa? Quello che cosa gli aveva detto? Gli aveva detto ti devo fare vedere un foglio per i ragazzini, per non gli aveva occhi, detto altro. Certo, non ha detto altro. E quindi lei a quest'ottico cosa ha detto? Io a quest'ottico gli ho detto che avevo ricevuto questa chiamata, gli ho detto guarda, mi ha chiamato un mio amico, mi ha detto questa cosa, non so di che si tratta, non so se deve fare una visita o deve fare gli occhiali, e lui mi ha detto allora se è per la visita non ci sono problemi, era giovedì, il venerdì io ho l'ottico qui in sede e vieni qui da me, se è per gli occhiali può venire quando vuole, dice se è per la visita domani lo metto in lista, dammi il cognome, e io gli ho comunicato il cognome. Va bene, io le contesto, per fortuna abbiamo acquisito anche l'interrogatorio, che di tutto questo, e abbiamo dedicato diverse pagine a questo aspetto, nell'interrogatorio non c'è traccia, cioè lei nel novembre del 2018 non se lo ricordava. No, non è vero, c'è traccia. Vabbè, quindi lei mi chiede nel mio interrogatorio se io, Presidente, posso? Sei nel verbale di interrogatorio. Perfetto, poi posso solo evidenziarlo, l'attenzione del Tribunale. Io nel mio interrogatorio dico testualmente, cioè, il pubblico ministero mi chiede se io avessi presentato un oculista al Consiglio Casamonica, e io ho risposto no. Non mi è stato chiesto lei si è interessato dei figli di Casamonica. Io oggi sto dicendo confermo che non ho presentato nessun oculista, pur avendo dichiarato che ne conosco diversi. Io nel mio interrogatorio ho dichiarato che ne conosco diversi per conoscenze, per amicizia personali. Non gli ho presentato nessun oculista, mi sono attivato come faccio per tutti da sempre, perché sono fatto così davanti a un'esigenza, a trovare immediatamente un interlocutore per un'eventuale necessità. Ma scusi maresciallo, ma mi faccio capire, ma veramente sono domande che faccio per lei, ma nel momento in cui lei, che è una persona incensurata, si presenta mortificato, e lo capisco, in procura da indagato con l'articolo 7,
le vengono fatte delle domande e le viene detto: guarda che per me pubblico ministero questo discorso dell'oculista è un lessico criptico, e le si chiede: ma hai prenotato visita? E lei dice no. Perché non aggiunge: dottore, no, però quel giorno io comunque mi sono interessato, sono andato da un amico mio ottico, ho fatto questo, quello che sta dicendo oggi. Lei non risponde così, perché non lo dice? Mica è un jukebox l'interrogatorio. No, però perché le rispondo, perché l'aspetto, diciamo, del lessico convenzionale criptico non è una cosa che io ritengo assolutamente riferibile alla mia persona. Vabbè, mi va benissimo questa risposta. Ma, Presidente, sono molto soddisfatto, non aggiungo altro su questo punto. Io così non posso rispondere alle domande. Beh, guardi che non è che non le stiamo dando la parola, siamo qua da parecchio, insomma, mi sembra che lei stia cercando di esprimere, poi ci saranno anche i suoi difensori. Ma poi l'ha portato il figlio di consiglio da questo oculista? Non ho capito. L'ha accompagnato poi il figlio? No. Cioè tutto quello che sta raccontando in cosa si è concretizzato? Ma nell'aver manifestato la mia disponibilità. Sì, ho capito, quindi passa dall'oculista, prende un impegno di massima... Ma l'ho rivisto col Cerotto, mi ha detto ha fatto un intervento, adesso dovrà fare anche gli altri. L'ho visto il Cerotto 10 giorni dopo, ha capito? Si concentri sulla domanda. Lei quella sera prende un impegno e lo prende seriamente, al punto da passare subito, con tutte le cose, faccio così, io sono così, con tutte le cose che aveva da fare quel giorno. Lei è così, diciamo, filantropo da passare dall'oculista, rappresentare un problema che non conosceva e prendere e accogliere una disponibilità di massima per poi far visitare i figli di consiglio. Allora io le chiedo, poi di tutto questo a consiglio ha detto qualcosa? Gli ha detto: oh, non sono passato, però mi sono attivato, possiamo fare una visita? Gli ho detto se aveva bisogno di occhiali, perché questo ottico aveva molti occhiali per bambini, se era un problema di occhiali ho ritenuto che la visita fosse superata, cioè il problema della visita agli occhi fosse superata, perché i bambini erano stati, diciamo, avevano subito questo intervento. Io da questo ottico ci sono passato perché nel percorso per andare all'Iperceramica, che è dove sono andato a fare l'ordine, se questo ottico fosse stato rispetto a dove mi trovo io dall'altra parte di Roma, non ci potevo passare quella sera. Ma hanno detto che gliel'aveva messo in lista per il giorno dopo, per la visita con l'ottico. Non ho capito? Prima hanno detto: lo metto, se vogliono fare la visita li posso mettere in lista per domani. L'ottico mi ha detto se si tratta di una visita medica, se si dà, già da domani può venire. Dico, ma lei non lo chiama poi consiglio per dirglielo? Guarda, se Presidente, io quel giorno andavo a 1000, il giorno dopo sono stato impegnato in tutte queste perquisizioni. Ma l'aveva prenotato poi o no? Non ho capito. No, io non ho prenotato nessuna e non conoscevo l'esigenza. Cioè, mi è sembrato di aver capito che gli avesse detto che lo poteva mettere in lista per domani, che lei gli ha dato... Scusi, però non mi parli sopra. Mi scusi. Siamo di chiarire. Lei mi ha detto, gli ha chiesto pure il nome, Casamonica. Perché lo metto, se vuole fare una visita domani... La domanda è: l'aveva quindi poi messo in lista per una visita il giorno dopo? No, perché non conoscevo l'esigenza, Ho detto quando saprò qualcosa, gli ho detto a suo ragazzo ti faccio sapere, Va bene, va benissimo. Senta, maresciallo, posso sapere come vi siete procurati quella documentazione del bambino Gesù materialmente? Perché io ancora non ho capito, perché non c'è nulla di rapporto fra avvocato e Casamonica Dora, la moglie di consiglio, quindi lei sa come ve li siete procurati questi? Penso che questa è una domanda che debba rispondere i miei difensori. Io la chiedo a lei, perché è chiaro che il suo difensore non ha prodotto la documentazione che ha prodotto lei è anche più, diciamo, più corposa, più completa. Sì, solo che io ho fatto un ordine di esibizione, voi come ve la siete procurata? Io tramite un vicino di casa. Cioè? Su, dica la verità, materialmente come se l'è procurato? La verità, io ho chiesto ad una persona, dico scusa, ma se i bambini sono stati operati, non sono stati operati, perché mi è venuto il dubbio di questa vicenda qui. E ho detto: come sono stati operati? Ce l'ho accompagnati io una volta. Cioè, e chi è questa persona? Pino Gisonna. Chi? Gisonna Pino, è un mio vicino. E quindi poi? Lui me l'ha fatti avere. Quindi tramite lui? Cioè lui... Io li ho chiesti a lui. Lui parlando siccome il suo avvocato il 23 giugno del 2020, quando li avete prodotti e io ho posto la stessa questione, ha detto: abbiamo avuto testuale l'autorizzazione della madre. Questa autorizzazione scritta chiaramente non c'è. Orale a chi è stata data? A questo Pino, come si chiama? Penso che Pino se li abbia sicuramente avuti dalla mamma dei bambini, da chi altro poteva averli. Quindi lei avete dedotto che vi abbia dato l'autorizzazione?
Beh, io questa cosa... sono documenti molto delicati, no? Anche dati sensibili che voi producete in un dibattimento pubblico. Ma c'è anche, era presente anche la difesa di consiglio a quel dibattimento? Come? Non è che ci sono state, diciamo, poste eccezioni dalla difesa di consiglio? Maresciallo, è un documento che chiarisce l'esigenza che io... No, io voglio sapere, voi vi siete, prima di produrli e prima che il Consiglio da Palermo prendesse atto di questa cosa, vi siete sincerati in qualche modo di aver avuto un'autorizzazione in tal senso, sì o no? Io mi sono rivolto a questo ragazzo, Presidente. Che non era legittimato a dare nessuna autorizzazione. Ma se li ha presi e me li ha dati, io penso che qualcuno glieli abbia dati, non credo li abbia sottratti. Tra l'altro i suoi sono anche molto più esaustivi, quindi... Ma veramente non sta capendo la differenza, guarda che è grave se non la sta capendo. Io ho fatto un ordine di esibizione secondo una procedura prevista dal codice di procedura penale. Però in fondo sono lei manda un'ambasciata col vicino di casa e si procura i documenti, sembra la stessa cosa. La difesa avrebbe dovuto attivare gli stessi poteri perché li aveva, quindi... Presidente, però questa cosa era stata sollecitata dalla difesa affinché la facesse pubblico. No, nel senso che la difesa può acquisire gli atti, tant'è vero che se gli viene opposto un divieto può chiedere al giudice di autorizzare e di disporre, quindi le procedure sono le stesse, no? Non può fare un ordine di esibizione, nel senso, o meglio lo può fare, se quello gli oppone un rifiuto chiede l'autorizzazione del giudice GIP che lo autorizza o del tribunale, quindi questa sarebbe stata la procedura, no? Immagino che dovesse essere seguita. Va bene. Senta, Maresciallo, passiamo un po' ad analizzare i contatti che lei ha avuto con Casamonica Consiglio in un arco temporale preciso, cioè 5 dicembre 2015 fino al gennaio 2016. 5 gennaio 2016. Sono tutta una serie di telefonate in cui Consiglio la chiama, se volete prendiamo una per una. La prima è RIT 8046 2015 progressivo 2920. Scusi Presidente, posso consultare un documento che, diciamo, rappresenta queste... Cos'è la trascrizione? Prego? La trascrizione? No, cosa è un documento consultare? che ha prodotto il pubblico ministero in udienza. È il tabulato? L'elaborato, sì, dei contatti. No, io non le sto contestando i tabulati, le sto contestando l'intercettazione. No, su quell'elaborato ci sta anche questa conversazione, è la prima. No, questa è la seconda dal progressivo. Aspetta, io non ho capito se stiamo parlando di quelli trascritti, così li ricerchiamo anche noi. Questo è il progressivo che ha nominato è nelle perizie ed è anche rappresentato in un elaborato grafico che ha prodotto l'accusa. E io ho fatto degli appunti, quindi per essere preciso... Aspetti, vorrei capire su cosa stiamo chiamando a deporre l'imputato, se sul tabulato, cioè sui traffici, sui contatti o sulle trascrizioni, cioè sulle intercettazioni. Presidente, io faccio riferimento a un'intercettazione, RIT 8046 15 progressivo 2920 e poi cui segue il progressivo 2949 dello stesso giorno. Questi sono quelli del 5 dicembre, io devo fare una serie di domande su questo. Facciamo delle domande, vediamo se si ricorda di questo contatto, se lo ricorda lei, questo del 5 dicembre. Ma certo. Aspetta, cerco di... il progressivo. Quindi io questo elaborato non lo posso... Adesso risponda alle domande, poi vediamo se c'è effettivamente una necessità di autorizzarla a consultare qualcosa. Prego. Allora, la prima domanda è questa, RIT 2920, quindi sono le 15:36, la chiama Casamonica Consiglio e la prima, diciamo l'ultima chiamata era quella del 29 settembre, la chiama Casamonica Consiglio e dice: sono sempre io, senti un po', ma che stai a casa? Lei dice: no, sto a lavorare.
quando stacchi devo parlarti un secondo. Lei dice va bene. Poi ore 17:27, progressivo 29:49 e lei a chiamare. E Consiglio gli dice ma che stai a casa? E lei gli dice vieni sotto mo, vieni mo, ciao. Allora, di cosa dovevate parlare? Di nulla. Di nulla. Di nulla? Di nulla. Ma scusi, lei è solito aderire, cioè, a richieste di incontro così? L'ultima, ripeto, era quella del 29 settembre, cioè non era una chiamatina così. No, il 29 settembre è 2016, lei mi sta parlando di Ah sì, scusi, ha ragione. Quindi questa è la prima utile che abbiamo intercettato. Di cosa dovevate parlare? No, non è la prima, questa è una, dopo una serie di telefonate in cui le danno le condoglianze. Però me lo faccia dire, perché dalle quali si evince che io dico va bene, sì, ci vediamo, lui va bene, ci vediamo, però poi di fatto da questa ultima telefonata si capisce che i contatti pregressi non hanno dato nessun esito e nessun appuntamento, ma ci sono delle telefonate pregressi. Apposta le chiedevo io di poter visionare questo vabbè aspetto. Ma insomma chiama Casamonica Consiglio, le dice quando stacchi dal lavoro devo parlarti un secondo. Consiglio mi ha chiamato per 3 giorni non ci siamo visti, perché per 3 giorni ho detto sì va bene, non può assumere così tanta importanza solo l'ultima conversazione, perché denota anche il mio comportamento verso una certa, diciamo, ricerca da parte sua. Quindi quel giorno comunque sia, sì, il 5 ma quel giorno poi vi vedete perché lei ha chiamato a dire sono tornato a casa, vieni. Il 5 dicembre? No, io non ci siamo visti. Non se lo ricordo? No, siete non ho visti, detto non lo ricordo. dalla telefonata. Mi ricordo esattamente, perché il 5 dicembre è il compleanno di mio padre. E mi ricordo esattamente il 3 dicembre, che è la prima telefonata che il Consiglio mi fa, perché è il giorno in cui è deceduta mia nonna. E quindi quel giorno lui mi ha chiamato perché incontra la madre dei miei figli a scuola per farmi le condoglianze. E tanto poi ci vediamo nei prossimi giorni per le condoglianze. Dal 3 al 5 ci sono state altre conversazioni, ma si intuisce dall'ultima che quelle precedenti non possono in nessun modo far ritenere che ci possa essere stato un incontro. Il 5 dicembre io ho sulle spalle un lutto molto importante, è il compleanno di mio padre. Io quel giorno lavorerò fino a tardissimo, perché tra l'altro ho fatto un sequestro molto grande, quindi ho avuto da fare tante cose. Ricordo fino a tardissimo, a che ora per lei quando è tardissimo, scusi? Guardi, io spesso mi trattenevo fino alle 21 o alle 22. Però la telefonata in cui lei lo chiama e gli dice sto a casa, vieni adesso, delle 17:27. In quella conversazione stavo vicino a casa, aggancio una cella di via di Torpignattara, quindi erano le pressi della mia abitazione, ma non l'ho incontrato. Vabbè, maresciallo, io prendo atto anche di questa risposta. Se non sbaglio anno, forse ho fatto gli auguri a papà. No, scusi, ma è stato un... Mi fa capire una cosa. Come fa a dire allora come fa a ricordare di non averlo incontrato? Una telefonata di 5 anni fa in cui è chiarissimo, quello prima la chiama e dice ti devo parlare, lei dice ti chiamo io, poi lo chiama e dice vieni adesso. Non ce ne sono altre, quindi una persona normale che fa le indagini come lei, per esempio, desume che stia zitto quando le faccio la domanda, desume che l'incontro c'è stato. Allora vorrei sapere lei come fa a dire che non c'è stato? Perché era il compleanno di suo padre pure quando lo chiama e gli dice vieni adesso. Non era sempre il compleanno di suo padre il 5 dicembre? Alle 15:36? Certo. Alle 17:27 era il compleanno di suo padre, anche alle 17... il 5 dicembre era il compleanno di mio quindi padre. Per tutto il 5 dicembre alle 15:36 stavo sulla Prenestina, lo dico, tant'è che sto facendo un'attività. Vabbè, maresciallo, risponda alla domanda. Da queste conversazioni si desume che l'incontro c'è stato, fra l'altro su suo input. Lei come fa a dire che non c'è stato? Sulla base di cosa? Perché io non mi ricordo che ci sia stato un incontro. Bene, grazie, sono contento di questa risposta. Andiamo avanti. Senta, poi andiamo al Presidente, mi scusi solo una cosa, posso una precisazione su questa conversazione? Io ho 2 utenze, una è quella di servizio e l'altra è questa mia personale che ho dal 1999. Nella perizia il Tribunale troverà che si sente squillare e che viene attribuita parte della mia conversazione finale anche, diciamo, potenzialmente a questa seconda utenza che io ho. E se io sto, diciamo, se sto in macchina, perché non posso stare in modo di stare con 2 telefoni, si capisce che sto in macchina, ho cercato anche di ricostruire con chi mi potessi trovare dei miei colleghi in macchina, ma non ci sono riuscito, perché quel giorno abbiamo utilizzato diverse autovetture.
quella perizia conclude dicendo, ma si sente anche nell'audio, lo squillo dell'altro telefonino. E quindi io, sinceramente, queste parole che oggi sono sulla carta della perizia, non ci sono motivazioni, non ci sono idee, non ci sono condizioni per farmi ritenere che io devo fare questo appuntamento o che ci siamo visti, nel modo più assoluto. Se ci fossimo visti e fosse stato un parlare di qualcosa, me lo sarei ricordato, perché sarebbe stata una cosa eccezionale. Sì, una cosa me la devo ricordare e me la ricordo. Se avviene... Lei dice non mi ricordo nulla e quindi non può essere... No, ma guardi, era un giorno di lutto massacrante, 2 giorni per il compleanno di mio padre, un giorno prima del compleanno del fratello. Vabbè. Cioè, come se fosse morta la mia seconda mamma. Non vado in giro a fare appuntamenti. Maresciallo, però l'ha preso sì, l'appuntamento. Non l'ho preso, dico, ho richiamato chi mi aveva cercato e basta, ma non ho preso nessun appuntamento. Va bene, va benissimo, Maresciallo. Presidente, io non ho bisogno di usare il telefono, tra l'altro intestato a me, non al Bangladesh di turno, per prendere appuntamenti telefonici. Non c'ho bisogno, se devo prendere un appuntamento, una persona che mi abita a pochi metri. La posso incontrare liberamente in qualsiasi occasione quotidiana, senza destare nessuna preoccupazione, nessun sospetto. Perché devo ricorrere al telefono? Ci ricorro perché ritengo che sia uno strumento, tra l'altro intercettabile, tra l'altro intestato a me, quindi dici, sai, ci dobbiamo sforzare per capire chi lo usa. È intestato a me da sempre. Ma lei, da sempre. Scusi, Maresciallo. E non ho il WhatsApp, quindi non posso ricorrere nemmeno a comunicazioni che, se poi intercettate, assumono anche un'onerosità, per cui ma adesso lei sta dando una spiegazione di tipo diverso, no? Diciamo. Quel giorno, come i giorni a seguire, io ero molto... Sembrerebbe dalla lettura di quella conversazione che vi dovete incontrare. Lei dice invece non vi siete incontrati? No. Ho cercato di ricostruire quella giornata. Quella giornata è il lutto di mia nonna, è il compleanno di mio padre. Va bene. Senta, ma lei è abituata a lavorare con le intercettazioni? Sì. Le posso chiedere proprio per curiosità, ma in tutte queste telefonate in cui Casamonica Consiglio, ma poi vedremo anche Luciano, la chiamano, le chiedono incontri per ragioni che non vengono precisate telefonicamente, lei, proprio in virtù della sua esperienza, perché non parla chiaro? E sono tutte telefonate, possiamo dire che sono equivoche? No, perché lui... Però lei nell'interrogatorio l'ha detto. Ho detto possono sembrare equivoche, lei mi ha detto questa cosa si presta a 2 interpretazioni, la mia e la sua. Io ho detto sì, in effetti possono presentare... No, guardi, vabbè, io faccio la contestazione, poi il Tribunale leggerà la pagina 19. È nel verbale, abbiamo. Va bene. Comunque io segnalo che lui l'aveva ammesso, quindi perché lei non parla chiaro con queste persone al telefono? Ma non sono io a chiamare, mi chiamano. Io vengo chiamato in quelle conversazioni alle quali lei si riferisce, ricevo delle telefonate. Ma io non le ho chiesto perché lei chiama, io le ho chiesto perché non parla chiaro. Perché non parla chiaro? Io ho parlato ti chiama Casamonica Consiglio e ti dice ho bisogno di vederti. Lei perché non parla chiaro? Io, caro Quando Consiglio... è che il Consiglio Casamonica mi ha chiamato e ha detto ho bisogno di vederti? Io non ho memoria. Quello esiste, questo che la prendiamo. Devo parlarti un secondo. È la stessa cosa. Non significa ho bisogno di vederti, però. Va bene, Maresciallo. Presidente, io non posso stare nella testa di Consiglio, il perché mi chiama e il perché non mi chiama. Però io invece le chiedo di stare nella testa sua e le rifaccio la domanda. Proprio in ragione della sua esperienza, perché non parla chiaro e lascia sempre queste telefonate in cui si prendono appuntamenti e non vengono mai precisate le ragioni? Perché non sono tutte telefonate, come dire, laconiche. Quando scherzate, quella sul supermercato, quella della matriciana, parlate. Invece lei non dice mai, sì, ma mi vuoi vedere perché? Che ti serve? Perché non lo chiede mai? Non c'è una ragione, no? Tanto prima o poi lo incontro, prima o poi capita, quindi ma lei non vende i pomodori, lei è un maresciallo che lavora con le intercettazioni, la chiama Casamonica Consiglio 3 mesi dopo il funerale che ha visto tutto il mondo, lei perché non, pure per cautelarsi, non dice scusi, ma cautelarmi da cosa? Perché il funerale, lui mi chiama dopo 3 mesi dal funerale, mi devo cautelare da cosa? Presidente, ma da cosa mi devo cautelare? Cioè, perché è avvenuta questa conversione a 3 mesi, cioè 90 giorni dopo il funerale. Le faccio la domanda in maniera più chiara. No, io sto cercando di rimanere veramente molto sereno, veramente molto sereno.
apprezzo tutto quello che lei sta facendo, tutto, quello a favore e quello contro, lo apprezzo tutto, perché per onestà intellettuale sto apprezzando tutto, però se lei mi dice che dopo 3 mesi quel funerale io non devo avere, cioè, Maresciallo, la domanda è chiara, soprattutto per un addetto ai lavori esperto e stimato come lei. Quel funerale ha avuto un eco enorme, ha acceso un faro sui Casamonica. Questo lo dice lei, pubblico ministero, per voi ha acceso un faro. Noi romani non ce n'è potuto fregare di meno di quel funerale. Alla procura forse è interessato. Ma in una città come Roma stiamo a guardare il funerale di questi 4 straccioni, ma chi se ne frega? No, scusate, ma chi se ne frega del funerale per favore, avvocato, la prego, non usiamo questi linguaggi anche nei confronti degli imputati stessi. Presidente, non c'è nessuna connessione tra ma questo non ho evento detto che c'è una connessione, ma Maresciallo, abbia pazienza, ma le ho detto che c'è una connessione col funerale. Ma lei mi dice dopo 3 mesi dal funerale. Le ho detto che in quel momento lei, che è un ufficiale di polizia giudiziaria, non poteva non rendersi conto che era un momento storico in cui se parlo al telefono con Casamonica Consiglio è meglio se parlo chiaro, si può dire? Lei perché non lo fa? Ma no, per me no. Per lei no, va bene. Perché il momento storico di parlare al telefono con Casamonica Consiglio è di parlare di una persona che conosco da quando è nata, appunto. Non ho. Andiamo avanti. Presidente. No, aspetti, adesso poi le farò qualche domanda io alla fine. Vabbè, mi scusi. È mai andato lei alla sala giochi all-in? Ci sono passato forse una volta, come lo troverà nell'interrogatorio. Forse una volta, perché era di strada da casa mia per andare verso la scuola dove andavano i miei figli, che l'all-in è praticamente il luogo dove poi sopra c'è questa famosa cella di via Tuscolana 576. Quindi lei sapeva che gli si spacciava? No, non lo sapeva. No, se l'avessi saputo, dottore, però lei al mio interrogatorio c'era, io mi ripeto, il tribunale non c'era e quindi lo introduco al tribunale. Sì. Se avessi saputo che ci fosse stata un'attività di spaccio, cioè io non vedevo l'ora, perché lì nel quartiere mio ho fatto anche attività sugli stupefacenti, si figuri se io frequentavo sto posto così, sapendo che c'era un'attività di spaccio, senza attivarmi nel modo più assoluto. Vabbè. Senta, ricorda la telefonata del 2 gennaio, il RIT è sempre l'80 46 15, progressivo 64 33, in cui la chiama Casamonica Consiglio e dice: dove stai? Io sto all'all-in, e lei dice: ah, mo passo, va. Te la ricorda? Sì. Io gli dico che sto andando alla SMA a fare la spesa. E che voleva? Come ho detto in introduzione, sicuramente ci siamo scambiati gli auguri. Cioè abbiamo fatto un pezzo di strada insieme fino alla SMA. La SMA è un supermercato che sta vicinissimo, diciamo, alla mia abitazione, e uscendo da casa mia, quindi su via Tuscolana, si scende su via dell'Arco di Travertino. L'all-in è una sala giochi che stava di fronte. Io la sala giochi non ho mai frequentato sala giochi, non ho mai giocato alle macchinette, non ho mai giocato a biliardo, sono sempre stato, diciamo, ho ricevuto esempi familiari tali da non frequentare le sale giochi, quindi. Senta, 4 gennaio, RIT è sempre lo stesso, progressivo 67-69. Forse, dottore, il 2 gennaio, forse la SMA me la ricordo, non so se ci avesse un figlio o una figlia con la febbre A, qualcosa del genere, forse abbiamo chiacchierato non mi ricordo, non riesco adesso. Ma perché lei è un medico? Lei è un medico? No. Cioè, se io ho un figlio con la febbre alta non chiamo il maresciallo della finanza. I miei bambini hanno l'età dei loro figli. E quindi ma lei non è genitore, tra genitori è normale che ci si confronta, ci si conforta, è una cosa normalissima. Io poi per i bambini ho diciamo un debole particolare. Cioè, Presidente, io ogni sabato cucino per 60 bambini. Quindi lei sta dicendo: per 60 bambini ogni sabato cucino per 60 bambini. A volte siamo arrivati a cucinare anche per 300 persone, quindi io nel mio quartiere sono forse più conosciuto di quante persone conosco, e ne conosco tante. Cioè, non ho capito, io non è perché posso fare Consiglio Casamonica no, Vitale Cristiano sì, io sono fatto così. Cioè, il mio principio è questo, che devo fare? È un principio, quindi sarà carità cristiana, ma se io sono fatto così non posso cambiare. Sono nato così, sono stato cresciuto con queste attenzioni e cerco di trasmettere. Può essere il più cane dei cani
il più cane dei cani. Io non sto guardando il cognome, guardo il nome del bambino. Sì, ma di bambini in questa telefonata non si parla. Ho detto potrebbe essere quella l'occasione. Io sto facendo uno sforzo di memoria. E nel fare questo sforzo, perché non parte dal presupposto che Casamonica Consiglio stava giocando 2 squadre alla all-in, come dice lui, quindi tanto preoccupato non era? Le sembra verosimile che l'abbia chiamata per i bambini? Vabbè, ma non avanti. Dico che mi ha chiamato, ma io non ho detto che mi ha chiamato. È stato chiaro, ma no, però rispondo come dice, vabbè, sto chiaro, mi tronca, no. Non è vabbè, nel senso, lei ha fatto un'ipotesi che potesse essere ricollegato a questa telefonata per la salute dei figli. Senta, telefonata del 4 gennaio non 2000... è la telefonata, Presidente, collegata a questa cosa questa telefonata, no? Sì, non è che io dietro questa telefonata ci ho visto un collegamento. No, lei ha detto forse può darsi che sia... No, ho capito così? Sì, ma gli argomenti di cui si parlava erano questi. Cioè, vabbè. Il fatto è che non ha memoria, diciamo, delle ragioni di quell'incontro, questo è il fatto, giusto? Questo si può dire? Ma il 2 gennaio, durante l'introduttore, ho detto ci siamo scambiati gli auguri. È l'unico giorno in vita sua, dice lei, che è andato alla all-in, non si ricorda perché l'aveva chiamata per raggiungere alla all-in. Ma io all-in ci vado per andare verso la SMA. Sì, ci passa, non ci entra dentro. No, ma nel modo più assoluto. E invece qua ci entra dentro perché prende appuntamento per andare là. Ma dove ho preso appuntamento per andare lì? Vabbè, poi il tribunale leggerà. Andiamo avanti. Telefonata del 4 gennaio, il rito è sempre lo stesso, il progressivo è 67-69. Di nuovo la chiama Consiglio. Quando ci possiamo vedere un attimo, devo parlarti. E lei dice, stasera quando arrivo a casa, ti chiamo. Sì. Poi lei non lo chiama, e infatti quando non lo chiama poi abbiamo il riscontro nella telefonata, ed è il 5 gennaio, il progressivo 69-67, e lei dice ci vediamo domani al limite, si scusa, dice ieri ho fatto tardi, ci vediamo domani al limite. Vorrei sapere, le è mai al di là di quello che risulta dalle telefonate, lei ha incontrato Casamonica Consiglio per queste conversazioni? In generale, lei abita a pochi metri da casa mia, è inevitabile l'incontro. Ma è stato tanto inevitabile, non era, quello stava sempre nel vicoletto da cui lei non passava. Le ho chiesto, lei l'ha mai incontrato? Io ho detto ci passavo 2 volte al giorno nel vicoletto. Va bene. Quindi tra l'altro, Presidente, questa ultima intercettazione che ha fatto il Presidente del Pubblico Ministero, non so come il perito, perché avrebbe dovuto utilizzare il brogliaccio per prendere le parti, diciamo, anagrafiche, in questa conversazione viene addirittura virgolettato diciamo un tratto di testo che dice perché ieri ho fatto tardi. Io mi sono anche posto una domanda, dico ma come fa un perito a mettere le virgolette su questo? Perché ieri ho fatto tardi è una frase che pronuncia anche Milarini in una conversazione con Consiglio Casamonica. Quindi non so perché sono presenti queste virgolette. Ma guardi, devi guardare la leggenda, perché se nella leggenda le virgolette hanno un significato lo spiegherà il perito nella trascrizione. Sì, non so darle una risposta io poi. No, non ci mancherebbe. È una mia attenzione. Senta, poi c'è la telefonata, questa è del 2018 a maggio. RIT 259318 progressivo 43. Presidente, questa per un errore non abbiamo chiesto progressivo 43. Di questa per un errore non abbiamo chiesto la trascrizione, è una telefonata, anticipo che produrrò il file audio alla prossima udienza, tanto è una telefonata molto chiara e poi la prova come è noto è costituita dal file audio. Progressivo 43 RIT 2593 2018. 93. E di che giorno, scusi dottore? 4 maggio 2018. Ore? Posso chiedere? No, ore non ce l'ho qua. Anzi 43. ce l'ho. Ore 16 e 46. Noi le avevamo detto la trascrizione del brogliaccio, la sintetica. Consiglio lo invita a passare da lui in giornata perché deve dirgli una cosa. Vitale dice che passerà. Sì, questo mi ricordo che quando ci fu l'esame del capitano Loiacono, il capitano Loiacono produsse quel prospetto, quell'elaborato,
tentando di inserire anche queste 2 trascrizioni riassuntive. Il dottor Musolò, devo dire con estrema onestà, disse queste non le possiamo produrre, quindi io di queste conversazioni mi ricordo l'occasione era quella e sono state fatte presenti anche nel mio interrogatorio, certo. Però deve rispondere alla domanda. Sì, se la ricorda questa telefonata, perché è la stessa domanda che io le ho fatto nel corso dell'interrogatorio e questa era molto più recente, era vicina, erano 6 mesi prima. Questa è con consiglio? Sì. Sì, è la solita chiamata di consiglio che dice ti devo parlare, lei dice va bene, ci vediamo dopo. No, questo non mi ricordo, ma credo anche nell'interrogatorio di aver detto non la ricordo, no, sinceramente no. Senta, e passiamo alle telefonate con... Però mi ero accorto che non era nelle perizie, questo sì. Come? Nel mio elaborato, nei miei appunti c'era scritto manca perizia, quindi mi ricordo di questa conversazione perché mi è stata, diciamo, evocata durante l'interrogatorio, ma non mi ricordo. Adesso la domanda è se lei si ricorda le ragioni di questa telefonata, se vi siete visti e per quali finalità. No. Senta, poi ci sono sempre a maggio e giugno tutta una serie di chiamate con Luciano. Sì. Ma io le chiedo, ma con Luciano com'è che aveva il suo numero di telefono? Come già detto, io il numero di telefono a Luciano non gliel'ho dato. Poi il mio numero di telefono ce l'hanno tutti, dal 1999 è mio, intestato a me, ce l'hanno tutti. È un telefono, è un cellulare, non è nemmeno uno smartphone, è un cellulare. E perché non gliel'ha dato? Perché non gliel'ho dato? Non l'ho mai fornito io il numero. Come? Non gliel'ho fornito io, lei mi ha chiesto come mai... Gli ho chiesto se c'è un motivo per il quale non gliel'ha fornito lei. Il motivo, ma forse per il precedente che aveva avuto. No, non è che mi ha mai detto mi dai il numero, no, non te lo do, non c'è mai stata questa. Non c'è stata mai l'occasione perché lei glielo desse. Perché lei, io contesto a pagina 17 dell'interrogatorio, dice intanto non gli ho dato io, tantomeno a Luciano gliel'ho mandato, perché Luciano aveva, che io sapessi, era pregiudicato. Quindi lei dice, siccome Luciano era un pregiudicato, del resto lei lo sapeva. Sì, è quello che ho appena detto. È quello che ho appena detto. Quindi lei percepiva, diciamo, meno male, l'inopportunità di dargli il numero di telefono. Ma perché, dottore, deve dire meno male? Mi scusi, ma io so distinguere Tolgo il meno male, ma non faccia polemiche. Non sto mandando polemica, il meno male non è... Percepiva l'inopportunità di dargli il numero di telefono, sì o no? Non ho capito la domanda. Percepiva l'inopportunità di dare il numero di telefono a Casamonica Luciano pregiudicato per omicidio preterintenzionale, sì o no? Evito di avere conversazioni con persone telefoniche perché possono essere equivocate con persone che possono avere pregiudizi, a meno che non abbia una diciamo, posso dire, un fine tra virgolette istituzionale per averlo, tutto qui. Ecco, ma se è così, le posso chiedere, primo, perché gli risponde, secondo, perché quando Luciano le dice vediamoci, vieni qua, adesso le guardiamo tutte le conversazioni, sto facendo una sintesi grossolana, lei aderisce agli inviti invece di, io non avrei proprio risposto, o comunque di dire guarda Luciano, non mi sembra il caso, non ti offendo. Ma quale invito aderisco? Non ho capito, perché ho risposto al telefono. Maresciallo, lo sa che al telefono, che agli atti ci sono conversazioni in cui prendete appuntamento e vi vedete, adesso le guardiamo. Allora, prima di guardarle una per una, le chiedo, se lei dice io sono un ufficiale di polizia giudiziaria, quello è pregiudicato, io non gli do il numero di telefono perché non voglio avere contatti. Giustissimo. Allora le rifaccio la domanda, e perché poi gli risponde e aderisce agli inviti o comunque prende un appuntamento? Ma io ho già detto che non aderisco a nessun invito. Va bene, poi non aderisco a nessun invito. Adesso le guardiamo. Ho interesse sicuramente ad ascoltare tutti, a parlare con tutti per il tipo di attività anche che svolgo. Cioè? L'attività di polizia giudiziaria di iniziativa, cioè le informazioni vengono dal territorio, l'osservazione diretta del territorio ti può portare a degli spunti operativi, questi sono i motivi. Quindi era una sua fonte confidenziale? Guardi, questa è l'unica domanda alla quale non ho risposto nel mio interrogatorio e non rispondo oggi, perché tra l'altro c'è un articolo, il 200 se non vado errato, che preclude che si possa chiedere se l'identità a un operatore di polizia. Cioè mi stai dicendo che la domanda che ho fatto è inammissibile? No, non so, no. Ha detto che non risponde. No, non vuole rispondere. No, non vuole rispondere, va bene. Cioè lei mi ha chiesto se sono se fossero i miei rapporti di informatori? Io a questa domanda non rispondo. Non risponde, va bene.
Prendiamo atto. Ha mai fatto relazioni di servizio su questo aspetto? Su quel? Su questo aspetto, sulle sue fonti, lei ha fatto delle relazioni di servizio? Allora, ogni volta che io ho assunto delle notizie, assolutamente sì, le ho prodotte al mio comando o in occasioni anche direttamente all'autorità giudiziaria, perché magari non c'era tempo di intervenire con la formalizzazione. Benissimo, certo. Va bene. Senta, lei è mai andato in casa dei genitori di Casa Monica Luciano? Dentro casa? Mi ricordo la mamma la vedevo lì fuori, cioè si metteva su una sediolina lì sul tratto di strada. C'è una conversazione in cui dico sono passato da mamma a salutare mamma. Però quella conversazione, vabbè, aspetto che lei mi la... No, non è proprio così la conversazione. La conversazione, mi riferisco al RIT 256818 progressivo 11272. È una conversazione in cui la chiama Luciano e le dice dove stai? E le dice al lavoro. E Luciano dice stai sempre al lavoro, mamma mia. Oh, e poi parlate, scherzate, fate così. Poi verso la fine della telefonata lei, che l'aveva ricevuta la telefonata, dice senti, ma stai a casa? E Luciano dice sì, fra 5 minuti sto a casa. E io più tardi passo giù, volevo venire a salutare tua madre, che è un po' che non la vedo. Sì. E poi devo andare, e poi vado a casa che devo andare a piare i bambini. Ah vabbè, dai, allora se vediamo giù. Allora scusi, me la spiega questa telefonata? Cioè, lei per quale motivo doveva andare a salutare la mamma di Casa Monica Luciano? Allora, però avvocato, cerchi di prestare attenzione perché mi spezza l'esame. 11272 del 21 maggio 2018, progressivo 2568 2018. Allora, me la spiega? posso chiedere se è l'unica conversazione di quel giorno? Come? È l'unica conversazione di quel giorno? Aspetti che glielo dico subito. Per quanto mi risulta di quelle trascritte sì. No, questo è del 21 maggio, non ho detto del 1° giugno. Quindi poi le successive sono l'1 giugno. Lasciate, mi risponde a questa no, domanda. Lo sa a memoria, lei gli atti li conosce meglio di me. Sì, però gli atti, però io devo sollecitare, tanto non mi deconcentro, quindi risponda alla domanda. Mi ripete la domanda? Per la domanda è questa è una telefonata da cui insomma si desume una confidenza. Aspetti che... Cioè lei riceve una telefonata da Luciano che si capisce che la vuole vedere, gli dice che sono al lavoro, sì. Parlare del più e del meno e quindi non si capisce che voleva Luciano da lei e poi alla fine lei dice senti ma stai a casa? Perché io volevo venire a salutare tua madre che è un po' che non la vedo, che è una cosa che io potrei dire a mio cugino, non vedo zia da una settimana, mo passo a salutarla. È una signora che conosco da tanti anni, una signora e quindi che stava lei male. Era solito, come dire, ciclicamente, con una certa cadenza temporale, constatare che non vedeva la mamma di Luciano Casamonica da tanto tempo e andare di proposito a salutarla? Non c'è una carta periodica nei miei comportamenti. Questa è una telefonata che lei deve spiegare. Io la sto spiegando, la spiega il mio carattere, il mio atteggiamento. Io con le persone di una certa età intorno a casa sono sempre stata una persona molto accomodante. Con la mamma di Luciano e di Consiglio lo ero, perché era una vecchietta, è una persona anche che era stata male, sapevo che era stata in ospedale, che aveva avuto dei problemi. Questa donna si muoveva anche, diciamo, quando la vedevi si muoveva, cercava di nascondere il tremolio, e io, ma come avrei fatto con qualsiasi mamma di qualsiasi ragazzo che conosco, cercavo di essere semplicemente gentile, magari tenevo la mano, non si preoccupi, ma guardi, l'ho fatto anche con la persona che mi chiede l'elemosina al semaforo.
cioè che magari ti viene lì con la mano e gli dico, è un mio modo di fare. Maresciallo, però io ripeto e mi creda, sono domande che faccio nel suo interesse. Una cosa è la persona che chiede l'elemosina, una cosa è anche incontrare per caso la mamma di Luciano Casamonica che dice: Cristiano, scusami, mi hanno fatto una multa, secondo te? Altro è dire: oddio, non la vedo da un po', devo andare a salutarla di proposito. Lei se ne rende conto, no? In una telefonata che di per sé è equivoca. Ma perché? È equivoca perché Luciano la chiama e non le spiega perché la vuole vedere e lei si inventa una scusa per andarlo a trovare. Parliamoci chiaro. Ma non è così. E allora mi spieghi perché quel giorno lei decide... Io non ho bisogno di creare una scusa al telefono se devo incontrare Luciano che sta lì di fronte, ma è insostenibile sta cosa. Va bene. Poi ci sono quelle del 1° giugno, se le ricorda quelle del 1° giugno? Sono in tempo serale, giusto? 21... Dalle 19:51, progressivo, qua il progressivo non ce l'ho, ore 19:51 del 1° giugno 2018. Il RIT comunque è sempre quello di Casamonica Luciano che abbiamo detto prima. 2568. E lei dice: volevo venire a salutare tua madre, ma non ci sta mai. Luciano le dice: no, ho detto non ci stai mai. Ah, scusi, hai ragione, non ci stai mai, ha ragione. Sì. Meglio ancora, non me ne ero accorto. Non ci stai mai. Sì, ma meglio ancora. Dico, scusi, però non l'aveva salutata 10 giorni prima. No. Ah, no? Ovviamente no. Ha detto devo venire a salutare tua madre. Ma non ci sono andato, come non ci sono andato. Guardi, dottore, anche quella telefonata successiva a quella, credo che Luciano mi chiami e io gli dico, gli ho detto: oh, ma dove stai? Cioè, sto aspettando. Lui mi ha detto: ma guarda, io sto da mia madre. Quindi io ho fatto una telefonata forse accomodante, ma non sono andato da nessuna parte, perché è lui stesso che in quell'occasione mi sbugiarda, perché dice: ma io sto da domani, tu non ci stai. Lui mi dice: ma guarda, io sto qui da mamma, se tu, cioè, come a dire, se tu che non sei venuto, se tu che non ci sei. Credo che fosse uno dei progressivi successivi, però io vado a memoria, guardi, sì, ma scusi, è uno sforzo enorme, perché con la carta davanti è tutta un'altra cosa. Maresciallo, mi scusi, giusto per capire, lei il 21 maggio, nella telefonata che le ho contestato prima, lei la chiude dicendo: più tardi passo giù, volevo venire a salutare tua madre. Che non ci sarò passato, perché il 1° giugno io ho ripetuto la stessa cosa, non ho interesse a passare 2 volte. Quindi lei, insomma, è solito prendere appuntamenti a cui poi dà buca, è questo che sta dicendo oggi, perché ci sono molti appuntamenti telefonici in cui lei poi regolarmente dice: sì, ma poi non ci sono andato, cosa che non risulta dagli atti. Quindi è questa la sua versione. Il 21 maggio quindi non ci va? Ritengo di no. Ritengo di no. E il 1° giugno: volevo venire a salutare tua madre, ma non ci stai mai. Ma io sto da mia madre, dice Luciano. Quello che l'ho appena detto. Lui dice: ma come, io sto da mamma? E lei dice: ti vuoi affacciare? Giù sotto da me. Va bene, dai, vengo sotto, dice Luciano. Sì. E perché questo incontro? Allora, questo incontro ha anche stimolato poi degli accertamenti da parte del capitano Lo Iacono, perché in quell'occasione Luciano mi racconta del cognato, che anche lui è un militare, che era un militare, non so se dell'esercito o dell'aeronautica, e mi dice: guarda, dice Cristiano, c'è un mio cognato che ritengo che abitasse con lui, questo cognato, avesse una stanzetta nella sua abitazione. Cioè, penso che il mio cognato se ne voglia andare perché, sai, lui dovrebbe rientrare a lavorare e non so bene in quale caserma, con che distanza, dice, però non ha la patente perché aveva perso questa patente, questo ragazzo. E lui mi disse: ma conosci qualche autoscuola, qualcuno per recuperare i punti? Io ho detto: scusa, ma sto ragazzo perché gli è stata ritata la patente? E lui, guardi, questa cosa me la ricordo esattamente, tant'è che come gliela racconto, l'ho raccontata nel 2018 al mio interrogatorio, e non potevo immaginare che uscissero fuori domande sul riferimento temporale anno 2018. Però vado avanti. Lui mi parla di questa patente, io dico: scusa, ma per quale motivo gli hanno tolto questa patente? Dice: perché guidava in stato di ebbrezza. Allora io ho detto: dico, Luciano, dico, scusami, tu c'hai 2 bambini come ce li ho io. Se mentre 2 figli attraversano una strada passassi tuo cognato ubriaco, tu faresti qualsiasi cosa per aiutare una persona del genere a recuperare la patente? Quindi io ho detto: non esiste una cosa del genere. Nel fare questa conversazione ci siamo incamminati
e siamo andati, siamo su Vicolo Tuscolano angolo via Poggio Tugliano, andiamo verso, diciamo, via di Valle Rotonda, che è la fine del Vicolo Tuscolano, e lì c'è un centro dialisi che è aperto 28 ore su 24, e lì è nata una discussione con gli operatori del centro dialisi, perché ho notato più volte, ho fatto notare anche in quell'occasione, che praticamente questi signori cosa fanno? Prendono i rifiuti, aspettano l'orario scuro, aprono i cancelli e li buttavano dentro, diciamo, dentro i secchioni. Io intervenni dicendo: scusate, ma questi sono, cioè voi siete un'utenza commerciale, il ritiro andrebbe fatto a domicilio, questi sono cassonetti che devono servire l'utenza cittadina, cioè il privato, quindi se voi fate una cosa del genere, ci buttate 500 cartoni qui, la gente non ci può più riversare, diciamo, la spazzatura. E quella dovrebbe essere stata quella serata. Io ricordo, questo ricordo ce l'ho limpio della patente, guardi, ma proprio maresciallo, però le faccio una contestazione. Lei su questa domanda dice, siccome poco fa ha detto, guardi, io l'ho detto nell'interrogatorio quando ero, diciamo, me lo ricordavo anche nell'interrogatorio. Abbiamo, non aggiunga altro, mi faccio fare la contestazione. Lei dice questo quando le chiedo conto dei rapporti del 1° giugno. Io mi ricordo un fatto di Luciano, non lo riesco a collocare, è recente ma è riscontrabile. Mi aveva detto che il fratello della moglie era stato fermato per motivi, diciamo, di polizia stradale. Lo hanno fermato a un posto di controllo e gli era stata ritirata la patente. E mi chiese: ma tu che ne pensi, non pensi? E lei ha detto: ma come, hanno fatto bene a ritirargli la patente, no? Quindi il motivo per cui lei l'ha detto nell'interrogatorio, lo sta dicendo anche oggi, il motivo per cui la chiama era: guarda, hanno fermato mio cognato, gli hanno tolto la patente. Però la patente gliel'avevano tolta il 23 dicembre 2017 per 6 mesi e gliel'avrebbero restituita pochi giorni dopo. Quindi quello che dice lei non è vero, perché lei racconta un episodio che se si fosse verificato, e probabilmente si è verificato a dicembre 2017, non a giugno 2018. Ma io non è che ho visto un verbale, ho avuto un riferimento di periodo di sospensione, mi ha detto: ha perso la patente, conosci qualcuno? Lei ha detto: lo hanno fermato e gli hanli tolto la patente, che no, è una cosa che purtroppo non si dovrebbe fare, ma si fa. Cioè, ti tolgono la patente, ti fermano, tu conosci un maresciallo e dici: oh, mi hanno tolto la patente, come posso fare? Ma questo lo fai quando te la tolgono la patente, non quando te la stanno per restituire. Sì, ma anche il mio lo hanno fermato. Presidente, scusi, c'è opposizione a questo tipo di domande, perché il pubblico ministero, nel momento in cui rivolge la domanda, al momento in cui l'imputato fornisce la risposta, che può essere quella che piace o meno, sicuramente non si può fare il ragionamento e quindi l'osservazione sulla domanda che dà, sulla risposta che fornisce l'imputato. Io non ho capito niente. No, penso che il pubblico ministero volesse dire che secondo, diciamo così, quello che avviene normalmente, il pubblico ministero dice che non ha capito esattamente l'opposizione. Io dico che se l'imputato fornisce una risposta alla sua domanda, se la risposta che fornisce lei ci fa delle considerazioni sopra e la rivolge un'altra volta nello stesso modo, Presidente, secondo me non è ammissibile. Non so tutto come siete abituati agli esami degli imputati, ma non funziona così. Lui ha dato una risposta che è smentita dalle risultanze, io glielo evidenzio sempre nel suo interesse. No, lui ha dato la risposta che lo ha consultato per la patente, e lui non sa sicuramente il procedimento magari amministrativo o l'iter che si intraprende per la restituzione della patente, ricorsi al giudice di pace piuttosto che al prefetto o quant'altro. Lui gli ha domandato soltanto se si poteva informare per la patente, poi che gliel'abbiano ritirata a dicembre 2017 e ancora magari gliela dovevano restituire. Questo è tutto. Sì, tutto fuorché un'opposizione, perché questo lo doveva dire lui. Vabbè, andiamo avanti, la contestazione resta e il Tribunale valuterà. Per chiarire, per precisare, il mio lo hanno fermato, che mi ha suggerito il dottor Musolò del mio interrogatorio, non è che è ancorato a un dato temporale, cioè lo hanno fermato, è un modo, diciamo, di porre in espressione relativa alla patente. Io non posso, sinceramente non lo sapevo, non l'ho mai saputo, ma tantomeno mi posso ricordare, se l'avessi mai saputo,
Ma lei, scusi, ancora questo colloquio e questa richiesta di Casamonica Luciano all'incontro del 1° maggio, del 1° giugno? Sì. Lei è certo che ci sia questa... Ne sono certo perché... Scusi, stiamo parlando, sennò lo siamo anche perché registrati, altrimenti poi... No, sono certo che la data sia quella, perché quella è stata l'unica occasione in cui si è parlato anche, c'è stata questa discussione col centro dialisi. Questa discussione, per una piccola parte, si percepisce, quindi in ambientale, da una conversazione che Luciano fa con la moglie. E quindi si sente, io l'ho riascoltata, ascoltata e riascoltata, il RIT, cioè il progressivo preciso, se non lo consulto non glielo posso dire, però si sente esattamente che io e lui diciamo ma questi lo possono fare, e no ma qui non lo potete fare, ma qui... Quindi lei, mi scusi, ancora il ricordo del contenuto della conversazione alla discussione di cui ha ritrovato un riscontro, diciamo, nelle intercettazioni lì la conversazione eseguite sull'utenza di Luciano. Verte su 2 argomenti, uno è la patente, 2 è il centro dialisi. Quella conversazione, c'è una conversazione telefonica immediatamente dopo, sempre della stessa serata, dove si capisce che c'è questa discussione, c'era addirittura anche un motorino parcheggiato lì all'angolo, questo me lo ricordo, quindi l'ancoro, cioè il mio ricordo è confermato, diciamo, da questa indicazione. Va bene. Prego. Senta, maresciallo, le ho contestato una serie di intercettazioni, la prima nel dicembre del 2015, l'ultima nel giugno del 2018, non le ho contate, saranno una decina di conversazioni in cui o Luciano o Simone Casamonica la chiamano e le chiedono un incontro. Lei è proprio sicuro di non sapere per quale motivo la chiamavano sempre? È proprio sicuro? Assolutamente sì. Perché lei nell'interrogatorio a un certo punto dice: lo so, lo anticipo io il passaggio. Sì, anticipi lei, così non le faccio la contestazione, e l'avvocato non fa l'opposizione. Facciamo prima. Dica. Perché a un certo punto alla fine dell'interrogatorio una spiegazione al tutto la dà. Io questa spiegazione che do alla fine dell'interrogatorio perché racconto del fatto che fossero paranoici. Lei si riferisce a questo, giusto? Sì, lo spieghi al tribunale. Allora, nella natura, diciamo, degli zingari, degli zingari, per quelli che io ho conosciuto, quindi i ragazzi che ho conosciuto, c'è un atteggiamento, come posso dire, non so, vorrei esprimere un concetto, perché io nel mio interrogatorio dico e confermo che parlo di questa paranoia. Perché parlo di questa paranoia? Cioè, a cosa è ancorata questa paranoia? Perché ogni qualvolta che accadeva un fatto di cronaca a qualcuno dell'etnia romani di Roma, e magari c'era occasione che ci si incontrava, dicevo: hai saputo quello? Ma che mo ci vengono a prendere pure a noi, ma ce l'hanno con noi? Suo funerale ha fatto, naturalmente, è stato, diciamo, un riflettore enorme, e quindi ogni notizia, ogni evento, diciamo, giudiziario scatenava probabilmente, diciamo, una sorta di preoccupazione. Maresciallo, si fermi un attimo. Devo fare una contestazione. No, si fermi, perché devo fare una contestazione. Come il tribunale potrà rilevare leggendo l'interrogatorio, lei non dà questa spiegazione, cioè non dice ogni volta che c'era un'operazione mi dicevano: oh, mo non è che poi la prossima volta tocca a noi. Io le leggo il riassuntivo che riassuntivo. Vabbè, comunque come il tribunale potrà, avvocato, come dico spesso, leggo quello che voglio, poi lei leggerà quello che vuole. Come il tribunale potrà rilevare, leggendo sia l'integrale sia il riassuntivo che gli è stato ridetto, confermato e sottoscritto anche sotto fonoregistrazione. Ricorda perfettamente la mia osservazione, che e le dissi: queste cose non sono state dette,
e lei all'imputato di dare cosa riferito, non si preoccupi maresciallo, ci sarà l'interrogatorio integrale e difatti noi vedremo delle differenze tra l'interrogatorio integrale e il riassunto. Allora le leggo l'integrale, guardi avvocato, voglio essere garbato. Allora le posso dire una cosa, che nell'occasione in cui diciamo che ci siamo incontrati, quindi stiamo facendo riferimento alle domande che sono state fatte per 3 ore. Stiamo facendo riferimento al periodo di conoscenza. Questa informazione è stata ancorata in questo interrogatorio. Mi fa fare la contestazione. Però io voglio potermi esprimere, Presidente, perché sennò così allora vuol dire che posso dire. Cioè, se io non posso utilizzare un sinonimo di una parola già utilizzata, allora vuol dire che l'interrogatorio è la verità e basta. Scusate, l'interrogatorio è stato comunque acquisito e quindi il Tribunale lo potrà leggere nella sua interezza. Quello però scusi, avvocato, mi toglie la parola, mi faccia finire, sto rispondendo al suo assistito che mi ha chiesto una cosa. Prego, che c'è? È solo per sapere se è quello integrale, appunto. E l'interrogatorio integrale, sì. Il dottore sta facendo riferimento a quello riassuntivo. Quindi diciamo quello che lei ha detto in quell'occasione è chiaro che tutti gli atti, maresciallo, tutte le dichiarazioni sono oggetto di interpretazione, ma questo è il linguaggio che ogni parola è associata a un significato e chiaramente c'è un margine di interpretazione. Ora, lei adesso stava cercando di spiegare e lo ha riferito, io lo dico con una parola diversa, sicuramente non sarà perfettamente pertinente a quello che lei voleva dire, ma ci si avvicina. Cioè dice come se avessero un po' un'ansia di persecuzione, nel senso di pensare che quando capitava qualcosa che avesse un interesse questa apprensione mediatico, pensavano che potesse poi rivolgersi in un'attenzione degli organi inquirenti nei loro confronti. È corretto? È quello che lei sta dicendo? Però questa apprensione nell'interrogatorio, nella trascrizione riassuntiva, viene ancorata perché immediatamente successiva. Adesso sta leggendo l'integrale, quindi non è ancorato a niente. No, il dottore era partito riassuntivo e la stava ancorando al maggio 2018. Sono l'una passata, tra l'altro dobbiamo adesso interrompere necessariamente per qualche minuto. Il PM lei stava parlando e ha dato la sua spiegazione, che io ho sintetizzato, spero correttamente. Il PM le sta facendo una contestazione, Presidente, e quindi gliela deve consentire, tra l'altro dall'integrale, quindi non c'è dubbio che possa essere. E anzi dico Presidente, se il Tribunale vuole seguire la pagina 20 degli integrali. Allora, Pubblico Ministero, maresciallo, la telefonata e il riferimento è proprio alla progressiva 43 del 4 maggio 2018 con consiglio. Io gliel'ho detta. Dice, passi da me in giornata che ti devo dire una cosa? Va bene, passo. E lei risponde, allora, le posso dire una cosa, che nell'occasione in cui diciamo che ci siamo incontrati, loro avevano sempre la stessa paranoia, cioè che avevano qualcuno addosso, tanto che io le dico, ecco, vedi, allora c'è un motivo. E lei continua, sì, ma io li prendevo in giro, dottore, perché se a me uno mi dice guarda, hai saputo che devono fare un blitz tra 20 giorni? Io dico sì, no, che tra 20 giorni? Gli dicevo tra un quarto d'ora vengono qua. Ma perché era talmente un chiacchierare banale, sinceramente dico, per me erano cose senza senso, tanto che io inizio a fare una serie di domande e le dico, primo, io vorrei sapere, e gliela rifaccio oggi questa domanda, se la conoscono come una persona onesta, vorrei capire per quale motivo la chiamano per dire ma tu sai che ci sono cose a nostro carico e dice che sta arrivando una cosa grossa? Poi lei li prendeva in giro, ma intanto vorrei sapere perché la chiamavano per rendere edotta di questa cosa. Intanto non mi hanno mai chiamato per rendermi edotto, non mi risulta. Vabbè, il Tribunale valuterà, inutile facciamo polemica. No, non mi hanno mai chiamato per rendermi edotto di questa paranoia a ridosso delle misure, no, nel modo più assoluto. Non è mai entrato come intercettazione, non è mai entrato come una mia dichiarazione nell'interrogatorio e non può entrare oggi perché è una cosa che non sta né in cielo e né in terra. Guardi, quindi cosa voleva dire, scusi, quando ha risposto prima alla domanda del Pubblico Ministero? Nell'occasione in cui ci eravamo incontrati, l'occasione non è l'occasione del maggio 2018, non è relativa a quel periodo, nel modo più, perché quello è un periodo pericolosissimo. Perché? Perché lei lo sa meglio di me.
Perché io dagli atti ho visto che quello è il periodo in cui vengono emesse le ordinanze. Ah, è pericolosissimo per lei, dico, in Ma questo no, pericolosissimo, processo. no, pericolosissimo perché io non posso accettare un accostamento del genere. Vabbè. No, non va. Se ne Per faccia me una no. ragione, insomma. Ma quindi scusi, ma loro la cercavano, è evidente che la cercavano. Guardi, questa cosa mi faccia parlare adesso. Loro la cercavano perché ci sono più telefonate in cui è evidente che loro vogliono vederla. Ma non mi cercavano, cioè questo riferimento... Lei li ha visti? E se li ha visti, qual era la ragione per cui volevano vederla? O lei tutte le volte ha mandato a vuoto gli appuntamenti pur dicendogli passo? Perché guardi, maresciallo, non è una, sono più telefonate. Presidente, guardi che le telefonate di gennaio, cioè sono 4 telefonate, 5 telefonate, ma sono, tutte... sono dei contatti di cui lei, diciamo, è stato invitato, insomma, se è in grado a dare una spiegazione. Allora io le chiedo, ma perché la chiamano? Chiede a me perché mi chiamano loro. Io ma lei, se lei non io mi faccio delle domande, ma per quale motivo la chiamano? Tutte le volte la vogliono vedere. È possibile che lei non si ricorda, forse giusto quella volta, una volta sola, si ricorda le ragioni per cui poi vi siete visti? Quando ci siamo visti ci sono stati elementi di discussione, me li sono ricordati e me Quella, una, ma ne sono diverse altre, no? Per quale motivo la cercano? Quelle diverse altre di gennaio. La cercano per avere, guardi che potrebbe anche essere, quello che lei risponde qui nell'interrogato sembrerebbe far pensare a questo, che la cercassero per avere rassicurazioni da lei, poi magari lei li rassicurava per toglierseli di torno. No, voglio essere anche non avrei un po' permesso, rude no. nella mia prospettazione, però voglio che lei si renda conto. Questa è la domanda che le viene fatta ora. Se gli argomenti fossero stati questi, io avrei anche individuato un interlocutore e mi sarei presentato dall'interlocutore dicendo: questo tizio, Caio, mi hanno chiamato, mi hanno incontrato e allora mi hanno detto perché questo. lei ha reso queste dichiarazioni in sede di interrogatorio? Ma questa dichiarazione non è ancorata a maggio 2018. Ho capito, non è ancorata al maggio, genere... ma è ancorata al vostro rapporto, se no che fa? Lei parla giusto per dire cose ma io così, senza fondamento. Andavo al supermercato, incontravo una sorella e magari usciva fuori questo discorso, ma è una cosa occasionale, cioè non è legata a degli eventi. Però mi scusi maresciallo, così si difende meglio. Io lo evidenzio pure al tribunale, che questa sua risposta che ci apre un mondo, che io non, che ci apre un mondo, no? Perché iniziai a dire questi mi chiamavano, cioè comunque avevano sempre questa paranoia, cosa che in 2 ore di interrogatorio non l'aveva mai detta. Quando è che la dice? Quando io per l'ennesima volta le contesto la conversazione del 4 maggio 2018 e le dico: ma insomma questa è la telefonata, passi da me in giornata, ti devo dire una cosa, va bene, passo. E lei dice: allora le posso dire una cosa, che nell'occasione in cui diciamo che ci siamo incontrati loro avevano sempre la stessa paranoia. Il riferimento, cioè il collegamento con maggio 2018 lo faccio io, lo fa lei nel corso di quell'interrogatorio. No, Presidente, no, in modo più assoluto. Va bene. Questo è un atteggiamento che avrebbero avuto nel 2000, nel 2010, nel 2020. Gli zingari sono così, si vengono un po' addosso. Ma mi faccio capire una cosa, ma nel momento in cui queste persone, visto che lei dice accadeva con regolarità, la avvicinavano in qualche modo e le dicevano, come ha detto lei, sempre per usare le sue parole: guarda, hai saputo che devono fare un blitz fra 20 giorni? Ma perché pensava, se lei lo sa, perché pensavano che lei potesse dare informazioni in un senso o nell'altro? Io, come ho risposto a suo tempo... Secondo, perché lei continuava a incontrarli e ad avere rapporti con queste persone che le facevano questo tipo di domande? Ma quali tipo di domande mi facevano, mi scusi? Non mi facevano, guardi, allora se mi avessero fatto qualsiasi tipo di domanda del genere, io ripeto, avrei relazionato e se avessi potuto individuare un interlocutore avrei relazionato direttamente all'interlocutore. Io questi approcci su questi argomenti non ci sono mai stati. Vabbè, maresciallo, lo ha detto lei, se ne faccia una ragione. Oggi non può ribaltare quell'interrogatorio che fu registrato, lo ha detto lei. Ha capito? Lo ha detto lei. È lei che dice: questi mi dicevano, mi hanno detto che fra 20 giorni arriva un blitz. E come l'ho già evidenziato durante l'interrogatorio, le fughe di notizie purtroppo ci sono e rovinano il lavoro dei magistrati e dell'APG, lavoro di anni. Lei, nel momento in cui le viene detta una cosa del genere, primo, perché non relaziona? Secondo, perché continua ad avere rapporti con queste persone? Non relaziono perché? Terzo, perché non gli dice: Consiglio, ma che dici? Tu sei una persona onesta. Io ti ho sempre percepito così, come ha detto 3 ore fa.
Allora, partendo dalla terza risposta, dicevo, ho sempre detto, ma state combinando qualcosa, c'è qualcosa? E quindi se tu stai tranquillo, devi stare tranquillo, ma sai, col cognome, era questo il tenore delle conversazioni. Rispondendo alla prima delle 3 domande, la seconda l'ho dimenticata, se io avessi mai, diciamo, captato, assorbito informazioni che loro fossero al corrente di un'esecuzione, di attività, è normale che avrei relazionato come ho sempre relazionato in tutte le occasioni. In tutte le occasioni in cui non erano i Casamonica, perché ha mai relazionato contro... Ma questo lo sostiene lei. Allora, scusi, mi dica, quando è che ha relazionato contro un Casamonica? Ma scusi, che significa relazionare contro un Casamonica? Me lo dica lei che ha parlato di relazionare. Quando è che ha fatto una relazione di servizio nella quale ha informato il suo comando, tipo, ho saputo che Casamonica Tizio spaccia, ho saputo che Casamonica Caio alle armi, ho saputo che Casamonica Consiglio, ha detto Simone, è a conoscenza o dice di essere a conoscenza di un'operazione di polizia giudiziaria che sta per essere eseguita. Lei quando è che ha fatto una cosa del genere? Ogni occasione che ho captato delle informazioni che avevano poi rilevanza investigativa, io ho relazionato i miei superiori. E allora le producano? Ma la pertinenza c'è col come la pertinenza, maresciallo? Qua c'è la sua vita in ballo. Se lei ha delle relazioni che possono attestare questo, ma perché non le produce? Ma sulle relazioni di servizio non è che vengono scritti i nomi. No, maresciallo, non vengono scritti i nomi, ma vengono scritti degli elementi. L'ho spiegato benissimo il maresciallo Lo Iacono, mi sono informato e vale così, il capitano Lo Iacono, e vale così anche per voi. Per tutelare l'operante, proprio perché non si trovi dove è seduto adesso lei, le relazioni vengono fatte in modo tale che comunque sia individuabile la persona a cui ci si sta riferendo. Lei le ha fatte? La Guardia di Finanza non è così. Lei le ha fatte? Per la Guardia di Finanza non è così. Non è così per le persone utili al servizio, non per le fonti confidenziali. Per le persone del servizio. Ma le persone utili al servizio, maresciallo, guardi che ho studiato più di lei, sono quelle con cui hai contatto un giorno nella vita, non quelle con cui hai un rapporto continuativo. No, le persone che possono dare un apporto investigativo. No, una volta, isolato, non costante, con tutte queste telefonate. Queste si chiamano fonti confidenziali. Lei ha mai relazionato? Sulle fonti confidenziali già le ho risposto prima che non rispondo a questa domanda. Non ho detto che non ho relazionato, non rispondo alla domanda. Non risponde alla domanda, va bene, poi il tribunale valuterà. La fonte convenzionale nella Guardia di Finanza va trattata in un certo modo. Io ho fatto 15 anni al secondo reparto e si occupava di attività informativa. Le procedure non sono quelle che ha rappresentato il capitano Iacono anche per l'Arma dei Carabinieri, anche per la Guardia di Finanza, sono diverse. È normale che chi fa attività di polizia giudiziaria di iniziativa attinge dal territorio, non è il territorio a venire in caserma a bussare, magari venisse. Devi essere tu che vai sul territorio e cerchi di assorbire, ma assorbire passivamente, perché non puoi nemmeno fare l'agente provocatore. Quindi la conoscenza, la persona che in modo naturale si trova sul territorio può osservare tante cose. Io ho fatto delle attività sul mio territorio, una di queste sugli stupefacenti si è conclusa con una perquisizione a casa di un Casamonica, ma questa è una cosa che io sto rivelando oggi, non può sapere nessuno. E quale Casamonica? Un Casamonica che abitava la Romanina. La Romanina, certo. E a Portafurva, no? Ma mi scusi, la Guardia di Finanza non ci ha istituito ancora il poliziotto di quartiere. Come? Io facevo le attività che mi venivano assegnate e quelle che potevo io proporre. Vabbè, ma poi dico, se lo ritiene, produca queste relazioni per dimostrare quello che sta dicendo, altrimenti ne trarremo le conclusioni. Presidente, ma questo io non ho mai guardato in faccia a nessuno, non avrei guardato in faccia nemmeno al bambino che gioca con me. Ma questo vale per le fonti confidenziali, che comunque, ripeto, non ha prodotto niente. Ma la domanda originaria era un'altra. Nel momento in cui, poi siamo nel maggio 2018, cominciava a esserci qualcosa, no? Perché a dicembre 2017 era stato fermato Spada Roberto per la testata, a gennaio 2018 erano stati arrestati tutti gli Spada, a maggio 2018, pochi giorni prima, c'era stata l'operazione del Roxy Bar. Insomma, non è che se poi in quel momento storico un Casamonica mi dice ho saputo che sta per arrivare un blitz, posso dire ma figuriamoci che scemenza. Non è in quel momento storico. Allora le ripeto, maresciallo, lei, vorrei sapere,
in virtù dei suoi rapporti privilegiati con la Procura della Repubblica, ha un monitoraggio di tutte le indagini che ci sono in Procura? Allora, io non ho rapporti privilegiati con la Procura della Repubblica, io sono stato apprezzato dai pubblici ministeri con i quali ho lavorato. Io non ho mai avuto informazioni dalla Procura, non ho mai attinto, non ho mai, diciamo, captato, assorbito nulla di tutto questo, mai, e in particolar modo in questa vicenda, nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto. Sì, ma la domanda è un'altra. La domanda è finalizzata a dimostrare che lei non poteva escludere che l'operazione effettivamente stesse per... Ma quale operazione? Io come faccio a essere al corrente che ci sarà? Ma nel momento in cui Casamonica Luciano, Casamonica Consiglio, nel maggio 2018 mi dicono: hai saputo che dice che mo ci arrestano a tutti? Lei come fa a escludere? Ma mi fa fare la domanda: lei come fa a escludere che sia una cretinata? Lei ha il dovere di relazionare se è vero quello che sta dicendo oggi. E perché non ha relazionato? Perché il Tribunale ancora non ha capito lei perché non ha relazionato. Io non ho relazionato perché non ho mai assorbito informazioni, captato informazioni che potessero rendermi l'obbligo di fare queste relazioni. Scusi, una rivelazione di segreto d'ufficio che può provocare decine di latitanti non è un'informazione suscettibile di relazione. Ma com'è ipotizzabile questa cosa? Cioè, Presidente, ma allora uno... Scusate, facciamo rispondere lui. Non è ipotizzabile, una cosa del genere è impossibile. È impossibile. Cosa? Quindi lo spieghi, nessuno aveva mai chiesto notizie su questo? Nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto. No, scusi maresciallo, espliciti il suo concetto, io lo so perché ho fatto l'interrogatorio. Secondo lei perché? Cosa è impossibile? Che significa cosa impossibile? Lei ha detto impossibile per me, è impossibile la mia imputazione, è impossibile. No, lei nell'interrogatorio, adesso lo troviamo. Lei dice impossibile che si sappiano le notizie. Sì, nell'interrogatorio ho fatto questo riferimento perché ho detto solitamente la fuga di notizie si ha da chi è addetto ai lavori, da chi è direttamente interessato ai lavori. Ho anche precisato che nelle mie attività, per esempio, io feci quel giorno un riferimento all'attività del 5 dicembre e ho detto nel mio interrogatorio: se io quel giorno, 5 dicembre, fossi andato nell'attività commerciale dove sono andato, dove dovevo fare un sequestro, diciamo, di beni, e non avessi trovato i milioni di pezzi che trovavo, sicuramente o ero stato io o qualcuno dei miei che poteva aver, diciamo, in qualche modo aperto questa informazione. Ma siccome questo non è avvenuto, io do per scontato che se un'attività viene fatta e viene mantenuta riservata... Quindi scusi, lei non ha mai saputo di fughe di notizie che provocano latitanti dall'alto della sua esperienza? Ma io allora rispondo con la stessa risposta perché me la ricordo. Se avessi saputo qualcosa avrei fatto una relazione. Sì, ma sta dando la stessa risposta a una domanda diversa. Io le ho chiesto: lei non ha mai saputo che ci sono le fughe di notizie? Purtroppo ci sono. Noi combattiamo. A me non è mai capitato. A lei non è mai capitato, ma ha mai saputo, ed è la terza volta che gliela faccio, che queste cose nel mondo esistono, perché il mondo è brutto. L'ha mai saputo? L'ha mai saputo? Quando un Casamonica le dice adesso ci arrestano a tutti, lei come fanno a relazionare e ad escludere che sia vero che abbia avuto un'informazione? Ma io non posso relazionare per esclusione, relaziono per esclusione, ma non ho assunto nessun dato, nessuna notizia, nessuna informazione, nessuna confidenza, nessuna richiesta di aiuto, niente di niente. Perché devo fare una relazione? La relazione la faccio nel momento in cui ho un contesto, c'ho una sostanza. Ma io sai perché avrei fatto la relazione, maresciallo? Scusi, pubblico ministero, ma c'è un'indagine all'atere su fuga di notizie in questo procedimento? Avvocato, guardi, per saperlo, opposizione, perché sta ponendo delle domande che non sono attinenti. Su questo sono fissato, o fa opposizione o mi fa fare l'esame. Sto volando sulla domanda che mi ha fatto a cui non potrei rispondere, ma lasciamo perdere, sono dettagli. Presidente, io credo di aver già risposto. Questi le chiedevano conferma, informazioni, tu sai qualcosa? E lei diceva: ma figura, io al posto suo sa perché avrei fatto la relazione, ma l'avrebbe fatta chiunque, pure lei. Perché nel momento in cui un Casamonica mi chiama, non per usare un termine dispregiativo, ma che sono persone che erano oggetto di attenzione investigativa a Roma, lo sanno tutti, nel momento in cui Casamonica mi chiama per telefono, mi chiede un incontro con un tipo di parlare che non si capisce mai perché le chiedono un incontro, e poi le dicono: ma a me mi hanno detto che mo ci arrestano a tutti. Io per tutelare me stesso, non per tutelare l'operazione di polizia giudiziaria, avrei fatto una relazione, una riservata.
al mio procuratore, io l'avrei fatta. Se viene una persona che conosco e mi dice mi hanno detto che domani mi fanno una perquisizione, a parte il fatto che lo caccio e con me non parlerà mai più, ma io faccio una riservata al procuratore, perché magari risultano contatti con quella persona. E lei non è uno sprovveduto, maresciallo, ha deciso di recitare questa parte, ma non lo è. Allora, ultima volta, perché non relaziona? Lei ha detto lo sanno tutti, quindi relaziona quello che sanno tutti o quello che non ha consistenza. Va benissimo. Però non abbiamo ancora capito perché continuava ad avere rapporti con queste persone. Luciano gli aveva pure ammazzato il compagno di banco e le chiedeva informazioni su... Ho già risposto a questa cosa prima. Ho già risposto. E risponda di nuovo. Non intendo rispondere nuovamente. Come? Sono costretto a rispondere nuovamente. No, può dire, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ho detto già in precedenza che avevo superato il risentimento, è la stessa cosa. Ma che c'entra? Il risentimento l'ha superato per l'omicidio Ticconi. Ma nel momento in cui una persona che è pregiudicata e lei percepisce l'inopportunità perché non gli vuole dare manco il numero di telefono, la contatta, le chiede un incontro e le dice una cosa del genere, lei perché continua ad averci rapporti? Io non ho mai detto che non gli voglio dare, io ho detto che non gliel'ho dato il numero di telefono. No, i rapporti non sono rapporti, cioè sono rapporti. Io vivo, Presidente, io vivo lì, devo cambiare, cambierò quartiere, ma andrò in un altro quartiere, magari ci sarà un altro cognome. È il territorio mi offre degli incontri quotidiani. È una questione territoriale. Sì, ma lei non li incontra al supermercato, lei la chiamano, le chiedono un incontro e lei va. Ma al supermercato ci saremmo visti centinaia di volte. Va bene. Non è una... Guardi, maresciallo, si non fermi, è un per me va benissimo. Non c'è un rapporto. Ho solo un'ultima domanda. Che lei sappia, queste persone, Luciano e Consiglio, avevano rapporti di amicizia o rapporti particolarmente confidenziali con qualche suo collega appartenente alla Guardia di Finanza? Allora, nel mio quartiere della mia generazione ci sono diversi finanzieri. Però se non sbaglio, guardi, forse perché ho la memoria breve ormai inizia a tradirmi, non gli ho chiesto se nel suo quartiere ci sono diversi finanzieri, le ho chiesto se le risulta che Casamonica Luciano e Casamonica Consiglio avessero un rapporto di amicizia, di confidenza, fra virgolette particolare, con un finanziere, e se sì, chi è questo finanziere? Questo non lo so. Grazie. Questo non lo so. Potrà specificare Fazzari. Va bene, facciamo una pausa e andiamo sono l'1:30, facciamo un attimo una pausa e poi riprendiamo col contatto.